a che fare con i muratori e la morte. Io vi aspettavo la settimana scorsa. Avete ragione, professore, ma se non si finisce un lavoro non se ne può cominciare Lo un so, altro. ma voi sapevate che per me era importante. Non sono preoccupati, che il tempo perduto lo guadagnava via via. Speriamo. Il materiale è arrivato? Tutto. Io ho fatto sistemare sul terrazzo gli apparecchi igienici, le 2 vasche da bagno, le mattonelle, il cemento, il ferro, tutto quello che avete mandato. Le mattonelle del primo bagno vi sono piaciute? Sì, ma io veramente le avrei preferite di un rosa più pallido. La vostra fidanzata non è rimasta contenta della tinta? Quale? Quella signorina tedesca che era qua quel giorno? Precisamente. Bella ragazza. Per questo io pensai che fosse la vostra fidanzata. No, non è la mia fidanzata, no, si interessa di arredamenti, di costruzioni e mi dava dei consigli quel giorno, perciò stava qua. Anzi, adesso sta in Germania, deve tornare, dobbiamo stare attenti perché quando sceglie dei colori e dà dei consigli sulla fusione è Cassazione. Beh, io mi attengo al progetto. Bravo. Eccolo qua. Bravo. Professore, voi per i consigli della signorina tedesca mi avete fatto ammattire. Io il progetto l'ho fatto e rifatto una ventina di volte. Al punto che quando l'ultima volta vi ho visto più o meno d'accordo ve l'ho fatto firmare. Ecco, qui ci sono le 2 firme. Sì. Io però veramente... Cosa c'è? No, lo studio dove abbiamo pensato di farlo, io non sono ancora convinto. Quella è la camera più calda dell'appartamento, è questa qua, è vero? Sì, ma è piena di luce, è l'ideale per il vostro lavoro. Lo so, ma io quando inizio un lavoro mi ci applico per settimane intere. Voi non sapete la pazienza che ci vuole per restaurare una tela. E qua stiamo sul Vomero, quando il sole di luglio, agosto incoccia, io qua dentro mi faccio il bagno turco. Senta una cosa, professore, perché non mettiamo un apparecchio per il condizionamento dell'aria? No, vado a mare con tutti i panni, con la spesa. Voi già mi avete fatto un preventivo che ha superato di gran lungo quello che io volevo spendere. Allora, professore, se no. voi non considerate l'eventualità di trasformare a studio le 3 stanze vicino a quelle di vostra sorella, io non vedo altre soluzioni. No, per carità, sì. Io appena accennai l'ipotesi a Chiarina, mia sorella, da poco lo venivano svenimenti. Lo so, quelle sono le 3 camere più belle dell'appartamento. Insieme col terrazzo sopraelevato. Si vede tutta Napoli da là sopra, magari, ma sapete, in quelle 3 camere mio padre e mia madre hanno vissuto una vita là dentro, l'hanno vissuto e l'hanno chiuso gli occhi. E come lasciarono le 3 stanze, così sono rimaste, i mobili ai loro posti, tutti i ricordi, il mazzo di carte da gioco sul tavolino, sapete. E mia sorella ci va per sistemare, per togliere la polvere, come un santuario, per accendere la lampada alla Madonna, come faceva mamma, tale e quale. Allora quelle 3 stanze resteranno così eternamente. Finché saremo vivi, io e mia sorella, evidentemente sì. Allora vi dovrete sopportare il caldo di luglio e agosto, non c'è niente da proprio fare. così. E dove comincerete? Dalla vostra camera, cominciamo a togliere le intelaiature e le porte. E io ho fatto sistemare tutto nella camera accanto, ho fatto ammassare tutto là, sì. Venite, lo facciamo presto. Ragazzi, venite. Andiamoci da fare. Venite. Ecco, aprite sta porta. Aprite. Poi stampiamo una bella bottiglia e berrete pure voi. Chi è? Vado! Se tocca una preda di questa casa, io mi butto a basso. Ma che sei pazza? Il pazzo sei tu. Signorina. No, non vi avvicinate. Tu sei il pazzo. Ha perduto completamente ogni capacità di capire fino a quale punto di imbecillità può arrivare l'uomo senza compromettere irrimediabilmente la dignità umana. Non capisce più niente, sei rimbambito. E anche ammesso che io mi sia rimbambito, tu ti vuoi buttare di su. E tu non stai facendo lo stesso. È nel precipizio che hai scelto per conchiudere la tua vita. Non ci vuoi fare cadere pure a me. Al precipizio morale. Io preferisco quello vero. Se non escono di casa l'architetto e i muratori, io ti faccio vedere il volo dell'angelo. Ma perché? Ma non ne eravamo d'accordo che la casa bisognava rimodernarla, metterla a posto, renderla moderna? D'accordo con chi? Con me? Ti sbagli. Ma come mi sbaglio? Come non ti feci vedere il progetto? È venuto l'architetto e sta girando per casa con il metro in mano da più di 3 mesi. Non l'ho visto. No, non E l'hai quando visto. tu me ne parlavi io non ti sentivo proprio. Ah, non hai visto, non hai sentito? Allora sei sorda e cieca. Le tengo le orecchie e tengo occhi per vedere dietro la montagna che ci sta. Ma che si rifiutano di vedere l'ingiustizia, la falsità e l'egoismo. Quando tu mi parlavi di trasformare la nostra casa, che è stata per noi la culla della nostra infanzia, in un ambiente estraneo ai sani principi che ci hanno tenuti legati l'uno all'altro nella buona e nella cattiva sorte per tanti anni, e si
che io ho fatto finta di non vedere e di non sentire. Guardate, mi fai arrivare fino a questo punto, fai venire i muratori, fai incomodare l'ingegnere. Come arriviamo fino al giorno della costruzione e tu non hai detto mai niente? Ho taciuto. Quante volte tu me ne parlavi non ti ho mai risposto. Non dicevo né sì né no. E non mi verrai a dire che questo mio silenzio veniva interpretato da te come adesione. Siamo fratello e sorella, ci capiamo con uno sguardo. A te non poteva sfuggire il mio atteggiamento ostile, ma siccome avevi deciso di attuare il tuo proposito, indipendentemente da quello che poteva essere la mia volontà, ti faceva più comodo di interpretare il mio silenzio a modo tuo. Ad ogni modo, fammi il piacere, scendi da questa finestra. Che vogliamo fare? Qua siamo al quinto piano. Insomma, metti un piede e un fallo. È una scena da San Carlino, finisce a tragedia fra me e te. Devono uscire l'architetto e i muratori. Chiari, tu mi devi mettere con le spalle al muro. Guarda che io mi attacco al telefono e chiamo i pompieri. E vediamo chi arriva prima. Se i pompieri o io. Senta, professore, noi ce ne andiamo. Se la signorina Evelina vuole così è meglio non contraddirla. Quando vi sarete messi d'accordo? Ma niente affatto. Ma io non posso subire un'imposizione del genere. Non vi muovete da qua. Ma quella si butta di sotto. E si butta. E se si butta finiamo in galera tutte e sei. Un momento, voi dove andate? Aspettate, così restiamo pure senza testimoni. Adesso andiamo via tutti insieme. Ma perché, scusate, perché dovrei andare in galera? Ma perché esiste forse una legge che mi rende responsabile della pazzia criminale degli altri? Se la signorina Chiarina Savastano se ne vuole andare all'altro mondo per ragioni sue che non ci riguardano e sceglie come suicidio la collina del Vomero, che colpa è la mia? Che c'entro io? La colpa è tua. Tu mi costringi a gettarmi dalla finestra. Ma che ti credi? Che questi signori non andranno a riferire in tribunale quello che stiamo dicendo adesso? È la verità, ve lo giuro. Si voleva liberare di me. Quando ha visto che non potevo più essergli utile, tanto ha fatto e tanto ha studiato finché è riuscito a farmi gettare dalla finestra. In galera finisce, in galera, in galera. Abbiate pazienza, ma aspettate fuori, io cerco di convincere mia sorella, poi vi chiamo. No, e se ne devono andare proprio. Ma allora non hai capito niente, io non li voglio più vedere in casa. Abbiate pazienza. Andate. Va bene, professore. Scusate tanto, io chiedo scusa. Se ci sarà un controllo, Scusate, suonate il campanello della porta a fianco, fate venire la signora Matilde. La chiamate, io non voglio rimanere solo con questa pazza. Va bene. Scusate, io lascio la porta aperta. Casomai vi rimando a chiamare. Ma mi vuoi dire qual è la pazzia criminale? Insomma, mi vuoi dire qual è la tarantola che ti ha morsicato? E che te lo dica fa? Non mi capisci più tu. Mamma mi capiva a me. Solo mamma, se non avessimo perduto i genitori. Chiari, sora mia, ma noi questi genitori li dovevamo perdere una volta, lo vuoi capire? Tu tieni un'età, tu sei rimasta sidella, ecco perché tu credi di avere sempre 15 anni. Per conto mio lo so benissimo gli anni che tengo e mi pesano e perciò mi difendo. Perché se tenessi veramente 15 anni, come dici tu, non starei in piedi sul parapetto di una finestra per farti capire che non puoi disporre di questa casa come meglio ti piace e trattarmi come una serva che si piglia meno braccia e si mette fuori la porta. Ma perché chi ha pensato di metterti fuori di casa? Tu? Io? Sì, non l'hai fatto praticamente perché non tenevi il coraggio di farlo, ma piano piano me l'hai fatto capire. E io non me ne vado, hai capito? Ti sei fatto malamente i conti, a sposa portano da parte. A che l'età si sposa? Cose pazze, cose pazze. Ma perché ho dichiarato a qualcuno che mi voglio ammogliare? Questa è un'altra immaginazione tua, un'altra fantasia della tua mentalità malata. Da 8 mesi, da quando è entrata qua per la prima volta la tedesca, io non ti sto perdendo di vista. Mi mangiai i maccheroni immediatamente quando tu le preparavi il conto dei 5 quadri che le avevi restaurati. A nato poco ce li volevi fare gratis. E quando si ripresentò qua per consigliarti sul modo di modificare l'appartamento, io non parlavo, ma sentivo. Per i tuoi pagni sceglieremo 2 colori spiatiti, molto leggeri, e sul terrazzo piccolo ci facciamo il bel vedere. Consentite facciamo mangiare i maccheroni, la carne e la frutta. E che significa? Pure se ti mangiavo o dolci o gelate, che vuol dire? Che c'entri tu che da 8 mesi mi fai la spia, che mi controlli?
Ma quale contratto abbiamo firmato io e te? Insomma, chi è che ha stabilito che dobbiamo vivere continuamente per la vita insieme, così legati come i fratelli siamesi? Ma chi? Ma senta a me, Chiari, questa è la zitellанza che ti fa parlare, ti ci voleva il marito. Sei cattivo, cattivo! E non mi hai voluto risparmiare umiliazione. Ma sposati a chi vuoi tu, fa quello che vuoi tu. Oh, questa zitella acida e pazza, la quale è precluso ogni via di salvezza. E mettili in mezzo alla strada. Ma quando uno è scema nella vita, è questo il destino che si merita. Ma chi me l'ha data questa condanna? Ma chi mi ha messo questa catena al piede? Chi? Ma pazzo, fermati, ti fai male, pazzo. Oh, Ma chi? Chiari, Benedetta figlia, ma che è successo? E voi, professore, che state facendo? Stiamo facendo la farsa di Pulcinello. E Pulcinello sono io, mi dovete credere, faccio schifo a me stesso. Professore, che resto per là? Quando mai avete detto cose di questo genere? E voi, signorina Chiari, scendete da quella finestra. E dove siamo arrivati? Su, veramente volete far ridere il vicinato? Voi siete così garbata, saggia, paziente. Io questo dico sempre con mio marito, che è un piacere abitare a rapporto con i savastani. Non si vedono e non si sentono. Su, scendete, andiamo bella, forza. Piano, piano, piano. Piano. Ecco qua. Fatemi sedere. Sì. Una sedia. Datemi una sedia. Oddio, non ci vedo più. Io non vedo più gli oggetti e le cose che mi circondano. Calmatevi, adesso vi passa, su. La stanza gira, torno. Fermatela sta. Bene. Fermatela sta. Mo passa. Ma che passa? No, ma dico, là mi pare una giostra impazzita. È tutto un'impressione. Madonna santa, mi si volta lo stomaco. Io stavo cucendo un bottone al posto della camicia di mio marito quando si è presentato un signore. Correte in casa del Savastano che la signorina Chiarini si vuole buttare a basso. Io mi sono precipitata. Ma che è successo? Domandatelo a lei. Non credo però che vi dirà la verità. Voglio sperare che il senso del ridicolo non l'ha perduto ancora. Mi sta offendendo da quando ha capito che non sono scema completamente. Perché è così. E il fatto di mostrarmi compiacente, arrendevole, sempre pronta a qualsiasi richiesta di sacrificio, e non si attribuisce a uno spirito altruistico spinto fino all'annullamento di ogni proprio diritto. No, ma a fessaggine vera e propria. Quando poi la persona un bel giorno si sveglia e dice: vuoi sapere la verità? Io mi sono stancata di fare sempre il comodo degli altri. Da oggi in poi voglio fare un po' pure il comodo mio. E allora l'altro, visto che ha perduto il privilegio, non si può fare capace. Ma come? E quella è stata fissa tanto bello fino a pochi minuti fa. Come si permette di giovarsi da un momento all'altro del diritto al ragionamento comune e si imbestialisce, come ha fatto lui? Si è imbestialito e me ne ha dette di tutti i colori, che sono rimasta zitella, che mi ci voleva il marito, che sono brutta, che nessun uomo mi ha mai odorata. Ma quando mai? Questo non l'ho detto. L'hai pensato? Perché queste cose qua te le tieni in corpo, ma le tenevi in punta di lingua per dirmele. Ecco, vedi? Il processo all'intenzione. Donna Matei si voleva buttare dalla finestra perché ha supposto che io volevo rinnovare la casa, rimodernarla così per ammogliarmi. Signorina Chiari, neppure se fosse. Il professore è un artista, ha una posizione ed è pure un bell'uomo. Che ci sarebbe di male? Vuol dire a un certo punto ognuno ha il diritto, non so, di trovare una compagna, di sentirsi vicino a un fiato. Un fiato tedesco. Guardate, che c'entra la nazionalità del fiato? Io voglio sposare una cinese, devo dare conto a te. Spose buoi dei paesi tuoi. No, la signorina Chiarina si preoccupa che la mentalità di un marito e una moglie di due paesi diversi non riesca a trovare un punto di contatto. Quando si saranno calmati i bollenti spiriti dei primi tempi, il periodo fisiologico di carattere internazionale, diciamo, alla prima discussione. Io sono tedesco e tu sei italiano. Questo me lo devo vedere io. Ah, sì? E io che faccio? Io devo assistere alla tua infelicità e me ne devo stare con le mani in mano. Schiavo delle abitudini come lui e con la forma di dispotismo che si ritrova. Ma quello alla prima contrarietà commette qualunque sciocchezza. È colpa mia.
Io gliel'ho date tutte vinte, io l'ho servito come il prete all'altare. Donna Maria, voi mi dovete credere che lui voleva il latte della formicola e Chiarina il latte della formicola gli portava. Ma quanto latte tiene questa formicola? È un dinosauro. Quanto è brutta, guardatelo, non mi fido manco di vederla. Ma guai a chi me lo tocca, guai, fanno i conti con me. Donna Maria, mi dovete credere, ho sacrificato una vita vicino a lui. Gli sono stata sorella, madre, padre, tutto. Questo è risaputo. Tutto il vomero vi porta per esempio per quello che siete stata per la vostra famiglia. E che me ne sono vista della vita io. Tengo 42 anni, sarò stata a teatro sì e no 4-5 volte. Non conosco cinematografo, non tengo amicizie. Ero giovanetta, sapete, a 14-15 anni cominciano i primi grilli per la testa. Niente mi diceva la buonanima di mamma che possa stare nella schiera degli angeli, ma mi guardava mestamente come per dire Chiari, e mo ti metti a moreggiare, e la casa. Mamma era delicata come una libellula, tenevo un polmone solo, stava sempre tienimi che mi tengo. Papà, occupato a fare il decoratore, quando tornava a casa, voleva trovare tutto pronto. Lui, giovanotto, camici metteva, camici toglieva. E Chiarina lavava, stirava, cucinava. Le persone di servizio, se, me le salutate. Se fosse per le cameriere, che di questa casa qui non ci sarebbe più nemmeno la polvere. Adesso ce ne abbiamo uno. Un altro sfaticato di Caserta, è uscita da stamattina per la spesa, non è tornata ancora. E fai le nottate accanto a mia madre quando soffriva di oppressione, le pillole, le gocce, la bevanda. Chiari, mi voglio pettinare, Chiari, un paio di lenzuola fresche. Apri e chiudi il balcone per fare rinnovare l'aria. Poi chiuse gli occhi perché il Signore se la chiamò. E mi rimase l'eredità di papà. Negli ultimi tempi, donna Maria, papà aveva bisogno di un'iniezione ogni 10 minuti. Il becco dell'ossigeno ce l'ho tenuto io sotto il naso per 24 giorni e 24 notti. Io pure ce l'ho tenuto il becco dell'ossigeno, ci alternavamo. Che significa? Non vedeva la via di morire. Era forte, sa, cuore forte, tirava, ma poi dovette cedere alla legge. Povero papà. C'era che fa. E lui non parla. Ma io capisco tutto quello che desidera. Io conosco tutte le sue abitudini, tutte le sue piccole manie. Conosco a memoria quello che deve mangiare, i cibi che preferisce. Escono i peperoni gialli di Nocera e Chiarina glieli arrostisce. Sulle carbonelle, perché se no sul gas vengono una schifezza. Se te la arrostisce a tedesca e i peperoni. Quando vede che lascia un oggetto in un posto e dopo 5 minuti non si ricorda più dove l'ha messo, io metto la sveglia alle 5 del mattino e ci faccio prendere il cremore di tartare e citrato di magnesi, perché è segno che sta un poco imbarazzato di stomaco e ha bisogno di un purgante leggero. Ma che interesse può avere per donna Matilde il Ma citrato è di verità, magnesi? Lore, è verità. Le camicie non te le faccio fare io. 4 d'estate, 4 d'inverno. Almeno la soddisfazione di comprare una camicia. È vero, ma tu le trovi nel tiretto belle e pronte senza sapere nemmeno da dove sono venute. È la stoffa dei vestiti, non te la scelgo io. I paragalli sul comodino da notte, chi te li fa trovare? Ma insomma, è il momento di parlare di paragalli questo. Io sto attenta all'impianto elettrico. Se si spana il rubinetto della fontanella, chiamo subito lo stagnare. Le maniglie delle porte le lucido ogni settimana, ma l'argenteria in verità ogni 15 giorni. Io tengo le chiavi della dispensa, dell'armadio, del comodo, degli stiponi, ogni chiodo che sta in questa casa. Poi io me lo sono sudato e sono rimasta affezionata ai mobili che mi circondano, alle mura che mi hanno protetta. E così si è svolta tutta la mia dolorosa esistenza da quando ho avuto uso di ragione fino a oggi. E perciò sono rimasta per la vetrina, pensavo all'amore, pensavo. Donna Maria, voi mi dovete credere. Io non mi sono mai abbandonata a rimpianti e recriminazioni di sorte. Quello che ho fatto, ho fatto. Se viene riconosciuto, bene. E se no, saluta a noi. Io ho quel che ho donato, che possa stare nella schiera degli angeli, pure d'annunzio. Ma la casa, io non la lascio, La casa mi deve crollare addosso con tutte le chiangarelle, capito? Calmatevi, su. Voi vi dovete immedesimare, caro professore. A parte il fatto che la signorina Chiarina si preoccupa per il vostro avvenire,
Pensa pure che in fin dei conti perde tutto il ben fatto. Come si dice? Casa mia esci fuori. Facciamo i caldi fuori e i freddi dentro. Significa Chiarini, ma chi ha detto che ti vuole mettere fuori di casa? Chi mai ha detto questo? Tu devi capire, devi conciliare i tuoi diritti con le mie esigenze. Io non è che ho deciso di ammogliarmi inesorabilmente. Chi ha detto questo? Oh. Però devi capire, devi cercare di capire. Perché se io voglio, non so, sposare, è vero, non devo sposarmi nessuna donna, perché? Perché se no non trovo i paracalli sul comodino da notte. Ma questo è assurdo, Chiarina mia. Se capisci? Fra me e la tedesca, e poi detto fra di noi, per carità, una signora seria, una signora intelligente, onesta, potrebbe nascere qualche cosa veramente di buono. Ma allora chi è che ti verrebbe a dire, Chiarì, fammi piacere, siccome mi devo ammogliare, quella alla porta te ne devi andare, ma per carità, anzi, tanto più, quello che tu sei stato per la casa fino ad oggi continueresti ad esserlo. Avete sentito, donna Maria? Avete sentito? Ma io l'incendio questa casa, l'incendio! Io metto una latta di benzina e brucia tutto, hai capito? Avete capito? Tutto brucia! Ma ne potete capire qualche cosa? È pazza, credete a me, è pazza. Scusate, professore, la signorina Chiarina ha ragione. Diventerebbe la serva della tedesca. Matilde. Io voglio aspettare, sono rimasto con l'aria infilato qua nel polsino. Buongiorno. Buongiorno, signorina Chiarina. Buongiorno. Se non sono tornata, è segni che non potevo. Vabbè, io questo l'ho capito, intanto io ho perso un appuntamento importante, guarda qua. Sono le 10:30, vado pesco, ma chi? Non gli potevo telefonare. Ma sai, sono mediatori, escono per la zuppa. Ma insomma, mi ha fatto perdere un bel guadagno. Il professore potrebbe ripagare del mancato affare di questa mattina. Sì, la verità. Guarda, io sono contrario a comprare quadri dell'800. A me i dipinti, se non sono dal 500 al 700, niente, non c'è niente da fare. Però, guarda, questo Palizzi che avete voi mi interessa. Lo facciamo sta affare, sì? Scusate, donna Fosa, hai visto tempi certi palizzi per la capa. Anzi, facciamo proprio così, abbiate pazienza. Ma che fai? Che fai? Che Non fai? esco per sposare la prima donna che incontro. Voglio andare alla società di navigazione. Il Saturnia deve partire in settimana. Voglio vedere se riesco a prenotare un posto. Ma che vuoi andare in America? Ma perché se vado in America tu scegli qualche altra forma di suicidio? Stiamo parlando di questo viaggio da più di 3 mesi. Le pratiche sono fatte, tengo il passaporto a posto. Non mi decidevo, ecco. Non mi decidevo per via della tedesca, ma adesso ho deciso. La tedesca la faccio un telegramma. Vuol dire che... Ma vuole andare in America, no? Ma che uno se ne va in America così da un momento all'altro? Ma pensaci bene, lasci tutte le tue abitudini. Carino, non mi interessa delle abitudini. Non me ne importa, posso vivere senza paracalo, senza peperoni imbottiti. Buone cose, donna Maria. Buongiorno. Permesso. Ci mancava pure l'America. E mo quello se trovi il posto è capace di partire veramente. Che va a fare in America? Ebbe una proposta abbastanza vantaggiosa. No, per questo intanto se ci va, per lui è un affare d'oro. Sì, diverso tempo fa me ne parlò pure a me, anzi io gli consigliai di accettare senz'altro. Deve andare a restaurare certi quadri antichi in casa di un miliardario, il quale da 5 mesi lo sta subissando di lettere e telegrammi. Ma lui non ne voleva sapere, pure perché io ho sconsigliato. Si vede che dopo la scenata di questa mattina. Io non ho mai visto il professore così nervoso, mai. Tu stavi dentro? Devi vedere qua che è successo. Sì. Se non arrivava a tempo, la signorina Chiarini si voleva buttare a basso. Poi tu che dici? Ma così senza ragione? Ma come uno se me ne abbascia senza ragione? Sì, perciò dico, ho capito, dico, insomma c'è la ragione. Sì, ecco, bravo. Sì. Dì che vuoi sapere la ragione, senza cercare di scavare. Mati, chi sta scavando? Mati, se me la dite la ragione mi fate un piacere, se non me la dite me la fate due. Pare che il professore si sia innamorato di una tedesca e se la vuole sposare. È vero che ci vuole, si cacciano le carte, si sposa. Alfo, tu sei venuto fresca. E io, Ah. dopo che ho fatto il comodo di tutti quanti, divento la serva degli sposi felici. No, è che c'entra, sempre vostro fratello è. La moglie cognata vostra diventerebbe. Alfo, state zitto, tu non conchiudi. Prima di tutto toglieti il vizio di sottovalutare le parole che dici, capito? L'intelletto degli altri, perché questo è un brutto vizio che tu tieni. Il non capisce, chi è cretino, l'altro è ignorante. Scusate tante, vero? Sei intelligente solamente tu. Sì, ma ti pare possibile che lei, dopo tanti sacrifici che ha fatto, arrivi uno e fa da padrone?
un poco di compiacenza dall'una e dall'altra parte si fa. Già, a compiacenza. Se fosse per te, la nostra casa sarebbe infestata di parenti. Oh, senti Mati, non tocchiamo quest'argomento, sai? Perché io la croce stamattina già me la sono fatta col bottone alla camicia, non me ne voglio fare un altro. Devi vedere chi ti sei. Che brutto carattere che ti... Dai, insomma, io con te non voglio discutere, anzi, se vuole e me la vado, state buono. State bene, signorina Chiarini, scusate le chiacchiere. Ma è inutile, con te la discussione finisce sempre con degenerare, sempre. Ma in casa mia sono padrone e non voglio nessuno. State buono. Gli faccio bravo. Fatelo da buono tu. Signorina Chiarini, io vado dentro. Qualunque cosa, un colpo di campanello. Lo stesso dico pure a voi. Beato lui, sta sempre in avanero. Avanti, avanti. Chiarina, chiarina, serva vostra. Gliela detto, facci di voti. Eccoci qua, ui. Allora vai tu, allora. Dove vai? Guarda, arreda a te. Arreda a te a qua c'è la donna. C'è la donna, mette la capa sotto e cammina con mano palazzina. Mannaggia, signorina. Signorina Marietta, lo dovete perdonare, è ancora grezzo, è roba di Torrere, è da Marzana. Ricordate che il passo della donna è sacro. Il piede femminile non conosce superiorità di categoria che dir si voglia. E ha il diritto a calpestia immediata e permanente. È entrata Anna Maria, scusate la donna. Ma che mi importa, va prima bene. no. Maria, finalmente. Signorina folla così e nemmeno sono riuscita a parlare. La comunicazione l'ho avuta. Ho pagato pure 800 lire. 800 lire per parlare col tabaccario di Caserta e quello si vede che mia sorella non l'ha trovata. La signorina del telefono mi diceva raddoppia. Io ho detto di no e me ne sono tornata a casa. Ma non potevi domandare tua madre come sta? Ma mi sono confusa, io per telefono mi imbroglio. E poi mo che sono tornata ho trovato un telegramma. Dice che mia madre passa meglio. Io fra un altro paio di giorni, se non ricevo notizie, vi chiedo il permesso e la vado a trovare. Il filo bianco. Vieni, Pumaro. Arova. Allora già io ho un filo in da cucina. La cucina, che ti ho detto poco fa? Che ti ho detto? Che mi avete detto? La donna. Quale donna? Ma no, il piede femminile. Insomma, pazzi. Un filo, a me mi fanno male i piedi maschili, non Ma posso no. stare lì, ti fermate, ha già camminato. Cammina, e chi lo se lo vede? cammina, Cammina. scostumate. O piede femminile. Impara dall'educazione, è un zoticone, lo dovete perdonare. O chiamano Pummarolo perché era scelto mezzano cambia i fiaschello. Di lui mi serve un mazzetto di erbetta e un chilo di melenzano. Avete servito una mattina? Permettete? Ah, babbo, ve la porto io stesso. Signorina Chiarina, come mi porta all'estate? Per me tutte le stagioni sono uguali. Ma a bagno non ne fate? Non so nuotare. A mare mi avvilisco. La mattina di questo, se me lo consentite, una Chiarina, se mi date l'onore vi porto io a Lucrino, va bene? E là camminate per chilometri e chilometri e toccate sempre, avete voglia di 10 quazzariò. E vi insegno io a nuotare. Modestamente a mare sono un'anguilla, di me vi potete fidare. Che fate, ci venite? E allora, signori, ci venite a Lucrino con me? Filu, a voi vi piace scherzare? No, io non scherzo, dico veramente, vi vorrei vedere allegro, un po' sollevato, ecco. Volete perdere il tempo con me? Proprio con me? Io sono nata per la casa. E che c'entra? Anche io mi occupo della bottega, ci penso sempre, ma ci penso allegramente, Anzi, io proprio per questo sono salito. Non so se vi ricordate, io già ve ne parlai, vi dissi che ho intenzione di aprire un grande negozio di primizie, Un negozio di lusso, sapete, quello dove d'inverno potete trovare la fragola, la ciliegia, mostarda di ogni genere, specialità americane, vini pregiati. Non devo mancare il tartufo e l'ananasse, signorina. Io la zona l'ho studiata e sono sicuro di indovinare. Il locale adatto sarebbe il deposito che ci avete voi, quello accanto alla bottega mia, al numero 35. Non è mio, è di proprietà di mio fratello. Usaccio, ma che se ne fa, scusate, lo tiene pieno di robe inutili, io invece me ne serve per uno scopo, diciamo, dignitoso e decorativo, ecco. Lo facciamo questo contratto, è una chiarina. Ma ve l'ho detto, dipende da Lorenzo, vero? Ma una parola vostra vale più di qualunque raccomandazione. Quando viene ce ne parlo. Grazie tanto. E poi vi devo chiedere una cosa, ve la posso chiedere? Perché no? Pumaro,
Porti un mazzetto per provare un chilo di polignana alla signora De Cicca a fianco, fammi resto. Tu non sapevo segnare in dano da signora da G. Beh. E mi ha fatto una di tre. Si ribella, mamma, capito? Fammi resto. Oh, 3 a scendere, nata lo. Immediato, pomero. Ui, eccolo qua, quanto è bello, il compagno mio. L'amico mio fedele. Ci mancano 2 corde, signorina. Lo sapete? Ma che mi porta? Beh, io il mandolino lo suono pure senza corde. È pure scordato, signorina. Ecco qua, adesso l'accordiamo. E come farei senza di questo? Io nella bottega peso 1 chilo di patate e una suonata di mandolino. 2 chili di crisombole e una canzone. Adesso ne ho scritto un'altra. La volete sentire? Eh? Si tiene desideri, una canzone sa che può fare. Canta le stienne a voce quando amore ti fa cantare. Se sono dormendo mi scedo non trovo ricetta. E quando mi sono casciato mi vengo lieta. Che stai in mezzo mare mi venga, che stai in paradisa. E ci venga senza scala si voglia, ci saglia, perché saglia pensando si voglia. Mezzo in nuvola la strada ma sceglie, mi sbaglia, mi imbroglia, ma saglia e ti piglia. E sotto l'acqua, sotto vento, sotto luce e beneviente, per cantare insieme con te. E bene mio, e cuore mio, e per cantare insieme con te. Bravo. È piaciuto? Bravo. Grazie, Che grazie. bel carattere che tenevi. Bel carattere. E come farei, signori? Qualunque preoccupazione, la faccio passare un mandolino. E se no stesse fresco, con 2 botteghe sulle spalle, una qua e un'altra a Salvador Rosa. La notte non si dorme, signori. Ah, non dormite? Beh, le preoccupazioni sono tante. La preoccupazione mia più grande è mia madre, la vecchiarella, povera donna. Ma quando è morto mio padre si è ritirato completamente. Non si è voluto lavare più il lutto, fa casa e chiesa, proprio si è ritirato completamente. E papà è morto 10 anni fa, Non l'ho vista mai. Ve l'ho detto, non esce mai. La sera per andare in chiesa. Si occupa della casa, povera vecchia, stiro, cucina, ricama, ecco. E sta sempre sola. No, c'è mio fratello, ma mio fratello è più una preoccupazione per mia madre che una compagnia. È più giovane di voi. No, è più anziano. È più anziano, ma povero ragazzo, è deficiente. Già a 9 anni si fermò la sua intelligenza ed è rimasto con la mentalità di un bambino. Di salute sta bene, è un ragazzo sano, ma che volete? Gioca ancora con i soldatini di piombo, le figurine di carta. Povero figlio, È una croce, signorina. È proprio una croce. Basta. Allora ci pensate voi a parlare col professore per il fatto del deposito. Io quando torno mi date la risposta, va bene? Mio fratello forse parte per l'America. E trova a voi, non è lo stesso, Certamente. Anzi è meglio, no? Facciamo 2 chiacchiere, signorina. E se non vi dispiace vi canto qualche altra composizione mia. Avete detto che io vi dovevo dire una cosa. E mi avete domandato se me la potevate chiedere. No. E di che si tratta? E di che si tratta? Mo mi manca il coraggio. A voi. Perché prima diciamo il clima era già formato e poi abbiamo toccato altri argomenti. Se non vi offendete ve lo domando. No. Eh. Io non mi offendo. Dite. Volevo sapere se avete avuto mai un bacio da un uomo. Ma che bella testa gloriosa che tenete. Ma perché io poi lo vengo a dire a voi? E che ci sarebbe di male, Signori, io sono convinta che nessun uomo vi ha mai baciato. E per questo non ridete mai, perché nessun uomo ha mai pensato a disegnare il sorriso sulle vostre labbra. Perché il sorriso della donna da quello dipende. Dal primo bacio che ci disegna sopra l'uomo. Ma che, signori? Piangete? Allora ho fatto male a domandarvelo. No. Io mi sono ricordata di quando avevo 14 anni. Non ero brutta. Ero insignificante, come adesso.
ma solo che allora non lo sapevo. Adesso lo so. C'era un giovanotto che mi faceva la corte, ma forse mi pigliava in giro. Mi disse che mi voleva dare un bacio e se l'aspettava la sera in mezzo alle scale di casa. E io ci andai, ma lui non venne. E beh, oramai sono vecchia. Signorina Chiarina, voi la mattina quando vi mettete le lenti, pigliate 10 anni dal calendario e ve li mettete sulle spalle. Ehi, ve li volete togliere o no? No. Io, un momento solo, allora davvero. No. Ve le tolgo io. No, Io. no. Ah, No! così, oi, è fatto. Aspettate. Che Ma io non ci vedo più. E che fa? Per un po' che non è la fine del mondo. Fatevi vedere, fatevi guardare. Non vi muovete. Ecco, mi dovete credere, signori, avete guadagnato 10 anni. È veramente? Ehi, state proprio bene. Quanto sono questi? E chi vede niente? Ah, non ci vedete, state all'oscuro. Quasi. Non vi muovete, signorina. Indovinate chi sta salendo? E chi? Il giovanotto, quello che vi ha dato appuntamento in mezzo alle scale. Ma quale giovanotto? Il la promessa, quello del bacio. Starete a voi, sta venendo, non vi muovete. Oh no, che state attenti che sta arrivando. È arrivato. E adesso andatevene. Ma io non capisco con quale imprudenza. Vi dovete perdonare, signori, vi chiedo perdono. Ma non ce n'è bisogno, andate. Aspettate. Che è, signori? Scusate, Anni. Gli occhiali. Mo mi lasciate pur senza gli occhiali. Oh sorriso! Oh sorriso! Non te tocchi lei! Non te tocchi! Stai ridendo, non te tocchi! No, stai meglio senza lei! Non te tocchi! Datemi gli occhiali! Non Datemi gli occhiali! Ne stai più! Io non ci vedo! E che fa? Non ci vedo senza gli occhiali! Non te tocchi! Non ci vedo! Ah no! E io come faccio? Che forte rimane! Qui. Che c'è? Ma niente. Sora mia, Niente. Ma tu lo sai, quando mi piglia la malinconia. Ah, malinconia, e su, tieniti su con la vita, che diavolo. Qui. Oh, sono stata alla società di navigazione, il Saturnio parte domani. Ho fatto appena in tempo a prenotare il posto. Mo' mi preparo la valigia, il materiale per il lavoro. Io non capisco. Così in fretta e furia. Fretta e furia. Ne stiamo parlando da tanto tempo. E quanto tempo pensi di trattenerti là?
Perlomeno un paio di mesi, 2 o 3 mesi certamente. Il telegramma alla tedesca l'ha già fatta, eh? E quale tedesco? Quale tedesco? Ah, tedeschi, chiari? Tu stai fra le nuvole. Ah, tedeschi. Senti, se ci sono camicie pulite, mi fai un favore, me le fai stirare così me le metti in valigia. Ma ci sono difficoltà? No. Marie? Come andate, signorina? Marie, bisogna stirare le camicie del professore prima di cena perché deve partire. Vabbè, signorina. Appena dopo mangiato, anzi, perché così ti sbrighi e puoi partire questa sera stessa per Caserta. Vaga a Caserta? E non vuoi andare a sentire tua madre come sta? Se ha bisogno di qualche cosa. Ma io ho ricevuto il telegramma, signorina. No, è meglio che vai, tanto io resto sola e il professore parte domani. Va bene, signori, grazie tanto. Allora. Ah, Marie, ricordami prima di partire. Bisogna rimettere 2 corde al mandolino. Sì, signore. E mi raccomando, stia tranquilla, soprattutto tranquilla. Suo marito dov'è? Si sta facendo la barba. Se è necessario lo faccio chiamare. Se posso parlare con qualche altra persona di famiglia, è inutile incomodare lui. Potete parlare con me? Voi siete parente? No, sono un'amica, abita a Porta. Allora è meglio che parlo con il marito, fatelo chiamare. Con mio marito? Con vostro marito che parlo a fa? Ma voi col marito di chi volete parlare? Sentite, qua pare che stiamo facendo il conto dei 4 sordi. Così mi sembra pure a me. Voi poco prima avete detto voglio parlare col marito. Vostro marito che c'entra? E lo dovete sapere voi che me l'avete domandato. Ma io sto parlando del marito della signora che ho visitato. Ma dove l'avete visitata? E ve lo devo dire a voi, l'ho visitata dove dovevo visitarla. No, dico, dove l'avete visitata questa signora? In questa casa? E dove allora? Là, in quella stanza. E là ci sta la signorina Chiarina. E non è sposata. Zitella. Sentite, io sono stata invitata con uno scopo preciso. Se voi non siete al corrente dei fatti è inutile che perdiamo tempo. La persona che sta là dentro, se è quella che ho visitato io, sarà zitella come volete voi, ma aspetta un figlio. Oh, beh, signora, ma dica come vi dicevo io e voi non mi volevate credere. State zitta, Maria. Voi siete levatrici? Diplomata, sì, signora. Quando è arrivati mi credevo che era un'infermiera. Che ne sapete? È venuto un giovane a casa mia, il quale mi ha dato l'indirizzo e il nome della persona da visitare, Chiarina Savastano. Quando sono entrata ho detto, siete Chiarina Savastano? Mi ha detto di sì e l'ho visitata. Gesù Giuseppe Sant'Anna Maria. E aspetta un figlio. Che ci vuole, la zingara, non l'avete vista? No, io non vedevo Chiarina da quasi 5 mesi perché sono stata beneventa da mia sorella. E chi è questo giovane che vi è venuto a chiamare? Questo non ve lo saprei dire, non mi interessa. L'importante è di sorvegliare la signora Chiarina, perché il parto potrebbe avere delle conseguenze gravi. Si presenta male? No, ma bisogna pensare che la gestante è in età avanzata. Quello hanno quasi 43 anni. Ed è prima gravidanza. Lo so. Voi chi siete? Sono la cameriera.
Io torno domani, Mi raccomando, cercate di tenere tranquilla la signora e di non farla arrabbiare. Quando una donna della sua età si trova in quelle condizioni diventa irresponsabile. No, non Ma vi chi preoccupate, scherziamo? non vi preoccupate. Allora io mi raccomando, me ne vado. Arrivederci. Buongiorno. Arrivederci, signorina. Signora Amati, voi avete sentito? È che era sorda. Ah, 5 mesi, avete capito niente? Mi pare di sognare. Ma io l'avevo capito. Se non che me ne facevo troppa meraviglia e non mi pareva possibile. E poi dovevate vedere come faceva bella la parte naturale. Maria, hai messo troppo burro nel polpettone, mi volta lo stomaco. E tutto questo al principio. Poi quando si fece allargare le gonne. Maria, che sarà successo? Sì, mi metto paura. Che dici? Tenessi un tumore, che mi faccio fare le lastre? Cose pazze, signora Maria. E sai chi deve essere il responsabile? Giovanotti che è andata a chiamare la levatrice. Io so pure chi è. Chi è? Boh, aspettate. Ah, in un momento, signori, mo venga. Aspettate che non vi muovete. Come andate, signorina? Maria, Dite. vai in casa della signora e prega Don Alfonso di venire un momento qua. Sì. E fa entrare la signora Matilde. Subito, signori, subito. Signora Matilde, va, signorina. Avete visto? E come no? E con chi me la piglio? Ditemi voi con chi me la posso prendere. Avete ragione. E che tu prevedi. E che tu ti stai attenta. E che tu non esci di casa senza mettere nemmeno il naso fuori alla porta. Niente. Non serve a niente. Quando il diavolo ha deciso che vuole mettere la coda negli affari vostri, ce la mette. E tu non hai nessuna possibilità di poterlo evitare. E ce l'ha messa la coda. Tanto ha fatto che ce l'ha messa. E come no? Tutto ha congiurato. Tutto ha coinciso come se fosse stato preparato da qualcuno che aveva interesse a fare succedere quello che è successo. La partenza di mio fratello, Donna Matì, decisa così da un momento all'altro. Ma come? Una partenza per l'America si decide così su due piedi? Vi sembra una cosa normale? E vi sembra naturale che Marietta, la cameriera, invece di tornare da Caserta dopo 2 giorni, ci si ferma più di un mese perché la madre non vedeva la via di guarire? No, io non mi sbaglio. Io, Donna Matia, a certe cose soprannaturali, io ci credo. Secondo me la coda ha funzionato pure con voi. Con me? Certo. Non ha fatto partire pure voi per Benevento? Ah, già. Stiamo sempre insieme. O io in casa vostra o voi in casa mia. E voglio dire che l'occasione di rimanere tanto tempo sola non ci sarebbe stata. Sentite, signorina Chiari, questa coda, diciamo, non si è presentata a voi con una rivoltella puntata. Già. La donna capisce quali possono essere le intenzioni intime di una coda. Già. E allora si difende, cerca di evitare, non vi pare? Già. Ecco, bravo, voi così dovete fare. Scusate che ve lo dico, ma voi poco fa avete fatto un discorso che umiliava più voi che me. Io vi voglio bene, vi sono amica, io posso essere madre. E come madre mi dovete trattare, non come una scema. Ma che volete da me, Donna Maria? Che volete da me? Piangete che vi fa bene. Voi adesso avete bisogno di vuotare il sacco, di sfocarvi, ecco, di togliervi il peso dallo stomaco, confidandovi con una persona che vi vuole bene e che vi ama. Ma che volete da me?
Ma che volete da me, donna Magna? Ma si va presto a parlare, a dare un giudizio quando le conseguenze di un fatto non guastano i propri interessi. Un'altra volta si faceva i fatti suoi. Vuol dire che c'è stato il suo beneplacito. Ma che è fatto una minorenne? Quando una donna non vuole si chiude in casa e sa come fare per difendersi. Niente affatto. Chi volete che dici queste cose? Le dicono, donna Matì, le dicono che tengo 40 anni passati, che l'età mia si ha il dovere di ragionare. Non si ragiona, donna Matì. A 15, a 30, a 50, a 70, è la stessa cosa. A qualunque età, quando succede quello che è successo a me, non si ragiona più. Anzi, si perde completamente la facoltà di ragionare. Ti pare tutto facile, tutto possibile, perché ci pensi alle conseguenze. È come se ci pensi. Ma non ci credete, donna Matì, non ci credete quando si dice in quel momento non ho capito più niente, non ne ho vero. Io capivo tutto. E non è un momento. Prima di arrivare a quel momento io ho passato nottate intere senza chiudere occhio, prevedendo tutto, calcolando punto per punto il bene e il male che me ne poteva venire. E il pericolo di mettere al mondo un figlio e nell'incertezza di farlo riconoscere dal padre, le condizioni familiari, l'atteggiamento di mio fratello, quello che avrebbe detto la gente, la mia età. Ma mi pareva tutto bello, tutto conciliabile. Io pensavo a Lorenzo e dicevo, vabbè, e Lorenzo che può dire? Se nasce un figlio pure per lui sarà una gioia. E sentivo la voce di Lorenzo che mi diceva, Chiari, sora mia, questa creatura è pure sangue mio. Se il padre non lo vuole riconoscere, non fa niente. Ci sono io per lui. Poi pensavo al battesimo e vedevo la casa in festa, piena d'amici, voi, vostro marito, gli altri invitati. E dicevo, ma sì, in fondo la gente è buona e comprensiva. E chi mi diceva, Chiari, avete fatto bene, siamo tutti solidali con voi, avete avuto coraggio, brava Chiarina. E poi pensavo, può darsi pure che il figlio non viene. Non è la prima volta che una donna si sposa e non ha figli. Se avrò la fortuna di non averne, resta tutto tale e quale come prima. E pensando che veramente poteva rimanere tutto come prima, io mi mettevo a piangere, mi pigliava una tristezza tale, una malinconia così forte che mi addormentavo piangendo e piangendo mi svegliavo. Senza figli. E perché non ne devo avere? Perché così gli amici quando mi accompagnavano al Camposanto dicevano brava Chiarina, è stata onesta fino all'ultimo. Quegli stessi amici che se ne sono fatto risata alle mie spalle perché non avevo trovato marito. Ero rimasta povetrina. E vabbè, non andiamo, non è finito il mondo per questo. È il segno che così era destinato. Sentite a me, Chiari, quello che oggi vi sembra un guaio irreparabile, domani sarà la gioia della vostra casa. Ma Lorenzo. Va bene, Chiari, ma perché ve la pigliate tanto? E il professore è un uomo intelligente, comprensivo. E poi per adesso sta in America. Quando torna se ne parla. È tornato. È tornato. È tornato con l'aereo a Roma e mi ha fatto un telegramma prima di prendere il treno per Napoli. Così, da un momento all'altro. Doveva rimanere in America altri 6 mesi perché gli avevano offerto un lavoro vantaggioso. Ma ha preso dalla nostalgia. Così dice il telegramma. Se n'è tornato. E la decisione di tornare l'ha presa così di punto in bianco, al solito, come fa lui. Guardate che diavoleria. E io perciò ho mandato a chiamare vostro marito per farlo andare alla stazione. Io come ci vado? Lorenzo non si spiegherebbe la mia assenza. E d'altra parte, se mi vede così combinato, ma a quello gli viene una paralisi sul predellino del treno. Va bene, se gli deve venire la paralisi, gli viene lo stesso pure quando viene qua. Ma almeno sta in casa sua. Già, avanti. Signora Medici, sta vostro marito. Fallo passare. Sì. Se non c'è stato nulla.
Signorina Chiarina, avete bisogno dei miei servigi? Se non vi è di disturbo, arriva mio fratello da Roma col rapido delle 9:30. Lo vado a ricevere. Dovreste dirgli che io non sono andata alla stazione perché sto un poco indisposta. Ma non devo dire altro? Che altro gli vuoi dire? So, casomai una preparazione A che cosa? all'indisposizione della signorina Chiarina. Non c'è bisogno, quelle cose niente. Ah, beh, allora vado. E quando righi? Sì, va. Però, io direi, penso, una piccola preparazione, 2 parole ben piazzate. Ma perché vuoi sempre strafare? La signorina Chiarina ti ha chiesto il piacere di andare alla stazione a ricevere il fratello. Questo devi fare e basta. La preparazione, 2 parole piazzate. No, sei sgarbata. Con l'età diventi sempre più acida. Io vado, signorina. L'ha saputo pure vostro marito. Ce l'ha detto la cameriera. E mola pure tutta la collina del Vomero. E saluta a noi. Chiari, voi vi dovete mettere in mente che la gente non è oggi e domani, lo deve venire a sapere. Ah, eppure il fatto che il professore arriva prima di quando aveva stabilito è un bene. Chiari, parlatemi chiaro. Questa persona che avete conosciuto è in condizione di fare onore alla parola data? Non tiene una posizione. Sta senza una lira. Io sono innamorata. Non volesse mai il cielo io dovessi perdere quell'uomo, io mi butto veramente dalla finestra, non una ma 10 volte. Donna Madia, io non sono una ragazzina, tengo un'età, ma lui è giovane. E io mi sono messa paura che raccontandogli tutto il fatto mi piantava e se ne andava. Ma perché io dovevo distruggere quei giorni di felicità? Io mi sentivo in paradiso, donna Madia. E lo credo. Sono passati giorni, nemmeno me ne sono accorta. Io volevo scrivere a Lorenzo raccontandogli tutto il fatto. E magari sarebbe stato pure meglio. Ma prima di fare un passo del genere, io volevo stare d'accordo con la persona. E perciò io rimandavo sempre. Solamente ieri gliel'ho detto. E lui ha mandato a chiamare la levatrice. Dice, ma come? Non hai chiamato ancora la levatrice? E mi ha promesso che in un mese ci sposiamo. Bravo! Buongiorno, Maria, buongiorno, bellissimo. Buongiorno. Ehi, Chiarina. Scusate, signorina, non sapevo che stavate in compagnia. Ah, ma adesso ve ne vado. Oh, e perché? La presenza di una persona come voi è sempre ambita e desiderata. Non vi muovete, state qua, ho portato la verdura. Ehi, metta qua. Guardate che sciccheria, andiamo di, che roba bella. Ma questo non è un cesto di verdure. È la pagina a colore di una rivista di moda americana. Dico bene. Guardate, andiamo di come si accende il giallo dei peperoni nel ricevere i riflessi infuocati lanciati dai fiasconi di San Marzano. Che colori. E se Pummarola mette il cesto vicino alla finestra, in modo che la luce ci può andare sopra, vi faccio vedere che effetto. Ehi, ribambì, mettete vicino alla finestra. Vicino, state a vedere, con la luce sopra che cosa. Ehi, ma che fai? Che sei ribambino? La luce attento a la verdura, non con la te. Sei fatta peperone tu. Tieni i bracci, fai pigliare la luce, alza la capa che fai ombra. E questo, bravo, non ti muovi. Guardate, guardate, ma che armonia, fra zucchine, peperone, melanzane, pomodori, è una festa di colori. Come se il Padre Eterno sfidasse i pittori di tutto il mondo dicendo vediamo chi sa dipingere meglio, voi coi pennelli o io senza, che roba fine. Yes, che si nasca forza. Oh, fino a faccio lui la capandela. Vai presto, porta la verdura in cucina. Come chiacchiero, vai, schiavo, cammina. Sei nato per lavorare, cammina. Ma poi, la Pummarola a terra, alza la Pummarola. Ah, il rimbambito. Che bella cosa, sentite, sentite. Sento che dura, a me che volete l'odore della verdura recisa di fresca e degli ortaggi appena raccolte. Proprio
mi inebrio, che io mo dovrei essere abituato a questa specie di fragranza. Eppure mi basta l'odore di un sedere, di un cetriolo che mi mettono di buon umore, in allegria. Quest'anno, la stagione è stata propizia. C'è stato il sole quando ci doveva essere e ha piovuto quando doveva piovere. La terra ha fatto germogliare le piante in tempo giusto. È stata una benedizione. Volesse fare cipolle, sono durate. E che roba fina, ogni cipolla è quando la capi una creatura. Una tempesta? Non potrebbe rovinare il raccolto una tempesta? Ma che volete rovinare? Ormai, come si dice, il miracolo della natura è già compiuto. Che volete rovinare? No. Io dico, come vi regolate adesso che viene il fratello della signorina? Ah, che ho una Matilda. Lui tenga i capelli bianchi e certe cose le capisco. Voi avete un bel carattere che il Signore ve la possa tenere fino alla vecchiaia. Ma con certe cose non bisogna scherzare. Voi vi rendete conto che avete capovolto completamente l'esistenza di una donna? Andava a dire, scusate, dal momento che siete informati, poi ne parliamo. A me mi stanno tenendo i cani, già parlato con Chiarina. Come stai, Chiarina? Stai buono? Oggi parlato con l'infermiera, la signorina Muzza, ha detto che per il momento tutto procede bene, capito? Sta senza pensiero. Andava a dire, io ho un figlio, volevo, e lo volevo da una vera signora. Il figlio è venuto, a Chiarina voglio bene, tutto il resto non conta. Sì, però non avete risposto a quello che vi ho domandato. A me, che mi avete domandato? Come pensate di regolarvi adesso che viene il professore? O professore sta per arrivare? E quando arriva gli darebbe il ben arrivato, che mi fa? Vedete, figlio, voi la pigliate a scherzo. La piglia scherzo. Andiamo a dire come mi conoscete male. Io la piglia scherzo. Omaro! E a capo, Omaro, vai a bascia al negozio. Ci sta mio zio Gaetano, fallo salire immediatamente qua, ci va a mettere 2 minuti, cambi? Va bene. Cambi, si tiene gli ordini del coscio, cambi? Va bene. Vostro zio? Sì, zio Gaetano che andava a Ciuola, è il fratello della buonanima di mio padre. E lo fate venire qua? Io voglio fare le cose con la massima sveltezza e serietà, che vi pensate? Io ho messo il mondo sotto sopra in mezza giornata. Non appena Chiarina mi fece la confessione e mi dicette che il professore doveva arrivare questa mattina, ho mandato a chiamare immediatamente a mio zio. E vostro zio dovrebbe parlare col professore? È naturale. Ma scusate, perché non ci parlate voi? Io sono un ragazzo troppo sensibile. Sotto le spoglie di un modesto verduraio si nascondono il candore e la timidezza di un'anima eletta. Si capisce, a me il professore, per dirvelo sinceramente, mi mette soggezione. Io a questo ho sempre portato il cesto della verdura. Come si fa? Ogni volta che ho incontrato il professore, buongiorno, buonasera, e tirati la porta. Volete che da un momento all'altro io mi presento a lui e gli dico, professore, si è fritto il fegato, dobbiamo diventare cognati. Ma intanto i fatti sono questi. E mi sembra che un giovane risoluto come voi. Sempre, signora Matilda, sempre risoluto, tutti me lo dicono, ma non è vero. Io in sostanza veramente sono di natura timida. Mio padre mi lasciò che aveva 12 anni. Ero ancora un ragazzo che cercava i compagni di gioco e a quell'età, scusate tanto, mi cadde sulle spalle la responsabilità della bottega e di mia madre, che per poco non la portai al manicomio, tanto del dolore che l'aveva colpito. E allora come si fa? Senza mezzi di fortuna, perché mio padre non l'aveva lasciato neanche una lira, casa e bottega e case, diciamo, come poteva avere l'opportunità di frequentare gente e di sveltirmi. Ecco perché sono timido, ecco spiegata la ragione della mia timidezza. E questo vostro zio non poteva aiutarvi lui? Guardate, adesso capisci? E per i primi tempi il zio Gaetano si è occupato della bottega, come no? E faceva tutto lui. Adesso viene ogni tanto il sabato sera e dà un conto, come si dice, un occhio ai conti, fa lui le cose perché è istruito, sapete? Sì. E poi rimane là ogni tanto fa compagnia a quella povera vecchierella di mia madre. Come sta? Come sta? Sta bene, di salute sta bene, ma è svagata, pensa sempre al marito morto, casa, chiesa e camposanto. E il vostro zio che fa? Mio zio si occupa di semine, di raccolte, come no, conosce bene i terreni, i concimi. Lui dice, questi sono tanti moggi di terra, e allora ci vuole tanti di questo e tanti di quello. Questa pianta, dice, qua non ha legna, è là sì. L'agrario? Ecco, bravo, l'agraria. È un uomo intelligente, avrebbe potuto guadagnare quello che voleva lui. Ma quando ce l'ha andato a dire, risponde, io voglio guadagnare quello che mi serve per vivere e basta. Non si è ammogliato. È scapolo? Sì, è scapolo, un bell'uomo, Sì. Allora, un bell'uomo, mi assicuro, adesso tiene 51, 52 anni, ma... E questo è lui. Può essere pure Lorenzo? Non credo, a che ora doveva arrivare? Alle 9:30. No, è troppo presto. Sono le 9:35. Dalla stazione deve arrivare fin qua. No, quello è il zio Gaetano, adesso arriva. Sì. È puntuale il zio Gaetano. Ci stanno signori. Hai visto? Vado a vedere, deve essere il zio Gaetano, certamente. Permettimi.
Eccoci qua. Voi siete Chiarina? E io sono un'amica, abita a Porta. Anzi, siccome dovete parlare di cose molto delicate, io me ne vado. Scusate, Chiari, ci vediamo più tardi. No, no, è perché, signora cara, e tanto oramai qua le cose sono chiare. E poi, modestamente, quando intervengo io per sistemare una certa faccenda, non ci devono essere né segreti né riserve mentali. Vostro fratello a che ora deve arrivare? Ah, è arrivato. No! Maria, no, non aprire ancora. No, non ci possiamo far trovare tutti quanti qui pronti a parlare. Sarebbe per un'aggressione, no? Vabbè, ma che aggressione, che mi fa? Ma ha ragione, donna Matilde, ha ragione. Andatevene di là, ci parlo io e poi dopo vi chiamo. Scusate tanto. Per carità, per carità. Scusate Sì, tanto, sì. ma Vabbè, calma, Vabbè, calma. Piano piano. entrate. Prego, prego. Scusate. È meglio che lo preparate. Sì, sì. Dateli la riva dalla... Signori, che ha già fatto? Va via, va. Piano, piano, piano. Facciamolo prima riposare, povero professore. Poi io lo saluto, mi rimango solo e me ne vado. Alfo, che è successo? Ah? Che è successo? No, niente, eccomi qua. Che? È un professore? Chi? Ma come che è mio fratello? Ah, sì, sì, vostro fratello è arrivato, si è seduto vicino al casotto del portiere a prendere un poco d'aria. Ma perché si è sentito poco bene? No, anzi sta benissimo, sì, bene, anzi, dici così che non sale perché se no qua, là. Alfo, ma comune senza ragione dici qua, là. Come così, senza ragione, ma allora sei un incosciente. Ma il fatto della signorina Chiarina ti sembra di poco conto? E lui che ne sa? Lo sa. Perché ce l'hai detto tu? Sì, perché non si mette un uomo di fronte al fatto compiuto, con un certo garbo gli si prepara lo stato d'animo. Appena arrivata ha fatto telegiornale. Madonna santa, ma se proprio non mi tre soldi. Chiari, scusatemi, io me ne vado dentro perché non mi voglio avere il sangue. Ma che facciamo? No, aggiustiamo. Aggiustiamo. Non ti pareva bene fa? Fa che cosa? O pettegolo con professore. Ma non ho capito, il professore non è salito. No, perché mio marito l'ha detto pane e vino. E mo che facciamo? Che facciamo? Ma chiaro, che può fare? Calma, che qualcuno scenderà e lo convince a salire. A me non mi conviene. Tanto meno a me. Scende lui. Nata volta si stava zitto. E che scega a fare? Chi sta come un animale? E va bene, ma certo non lo potete lasciare a bacio palazzo. Salì. Questo è un altro difetto di casa mia, Marietta. Eccomi, professore. Come andare? Lasciate la porta aperta. Perché stava aperto? Perché io come entravo per la finestra, cretina. Stavi in da cucina. In da cucina significa quando stai in da cucina, la porta d'ingresso può rimanere aperta. Qualche volta pure la signorina Ogni lascia volta sei aperta. avvertita, portati queste valigie dentro, va. Sì, professore, sì. E chiudi la porta un'altra volta. Ah, vabbè. Eccoci qua. Amici carissimi, il professore è arrivato. Don Alfonso è stato tanto gentile di venirmi a rilevare alla stazione e donna Matilde, cortese com'è, ha fatto compagnia a Chiarina. E di questo io ve ne sono grato e riconoscente. L'America è bella. Se non fosse stato per la nostalgia, mi ci potevo trattenere ancora 5-6 mesi. Ho un bagaglio di cose da raccontarvi, ma tutte meno importanti di quello che dovete dire voi a me. Voi siete lo zio di Filuccio. Sì. Siete venuto per dirmi il fatto perché Filuccio non ha il coraggio di dirlo. Precisamente. Don Gaetano? Sì, Gaetano Cannavacciuolo a servirvi. A carità, mi favorite. Questo è il padre del nipotino che deve nascere fra 4 mesi. Permesso? Prego. Alla propria casa. Finalmente.
È venuto pure la lavatrice, eh. Ma scusate, questo non ve l'ha potuto dire mio marito, neppure lui lo sapeva. C'è il vomero pieno. Sono stato 10 minuti seduto vicino alla guardiola del portiere, si è fatta la folla. Un altro poco mi dicevano pure se nasce maschio o femmina. E... Chiarina? Già, beh. Chiarina si vergogna di farsi vedere da me. Vergogna di che cosa? Poi non capiscono. Una vergogna. Scusate, professore, ma voi non state parlando come noi ci aspettavamo. Mio marito ci ha detto che quando avete saputo il fatto vi siete arrabbiati al punto che non volevate neppure salire. Cara donna Matilde, quei 10 minuti che sono stato seduto vicino alla guardiola del portiere sono stati salutari per tutti quanti. Ho preso aria, capite? Sono bastate per convincermi che significa. Vostro marito mi ha raccontato il fatto, ma il nome della persona l'ho saputo dopo. Finuccio è un bravo ragazzo, un bravo giovane, un lavoratore. È un lavoratore. Perché dovrei sollevare delle eccezioni? Per fortuna ci troviamo di fronte a due persone che, se vogliono, possono prendere la responsabilità di quello che hanno fatto. Professore, mi avete dato una grande soddisfazione. Avete messo a fuoco la questione con quel senso di umanità che distingue le persone della vostra levatura. Professore, vi ringrazio, ma mi dovete concedere una grazia. Voglio un abbraccio da voi. Prima di parlare e di dichiararvi il mio sentimento, io voglio un abbraccio, se non vi dispiace. Perché no? Bravo, bravo. Grazie, professore. Grazie a te. Ma mi sente meglio. Ehi pure. Mi sente meglio e vi posso parlare senza quella timidezza che ho sempre provata, diciamo, al vostro cospetto. Grazie. E Chiarino? Si è andata dentro, si vergognava. Chiarina? Venite, vostro fratello mi vuole. Poi, Chiarino. Non piange. Avevo sempre bene, non sto perduta. Ma si capisce che ti voglio sempre bene, non è cambiato niente, non mi hai perduto per niente, che siamo fratello e sorella. Persone Chiarina, la vita mia, ci volimmo bene e ci volimmo sposare. Voi che ne dite? Io? Che devo dire? Questa è una domanda che la dovete rivolgere a Chiarina. Se è contenta lei, sono contento pure io. Adesso non vi resta che fissare la data. Alfo, andiamo, tanti auguri, Auguri. Grazie. Scusate il fastidio, grazie. Arrivederci. La donna, Matini, eri esperta. Signora. Comando, vedete giudizio. Allora, bene. Oh, che stanco, io ho fatto un viaggio magnifico. Ti vuoi prendere qualche cosa? No, Una no. tazza di caffè? No, ho preso tutto. Anzi, volevo domandare, hai offerto qualche cosa a Don Gaetano? A suo nipote? No, ho preso il caffè prima di salire qua, vi ringrazio. Voi abitate a Napoli? Sì, sopra lo Scodillo. Sì, ma perlotto spesso ad Afragola, dove conduco e amministro certe terre di un cliente. E di là vengo. Finuccio mi mandò a chiamare ieri sera. Ieri sì. E vi siete incomodati inutilmente, perché come avete visto la faccenda si è risolta facilmente e con poche parole. Sì. Ah, se per questo la faccenda si è risolta, ma ci sono i dettagli. Sì, si capisce, per fissare la data, scegliere il compare, i testimoni, non so, gli invitati, se vogliamo fare una festa qua in casa o la volete fare in un albergo. Sì, un ricevimento. Sciocchezze, tutte piccole cose da superare e da discuterne, ma in un secondo momento. Perché, Don Gaetano? In un primo momento ci sono altri dettagli da precisare? Beh, è un matrimonio, professore mio. Un matrimonio. Che per certe piccole circostanze che si sono fatalmente verificate, si deve celebrare indipendentemente da quelle che potevano essere le aspirazioni di tutti quanti. Ma non capisco, Don Gaetano. Professore, voi state un poco stanco. Io mi faccio una bella cosa, me ne vado, così voi vi riposate. La notte porta consiglio. Vuol dire che mi fate l'onore di darmi un appuntamento, mi dedicate una mezz'oretta del vostro tempo prezioso e metteremo in giusta luce la situazione.
Don Gaetano, io non sono stanco. Se volete possiamo parlare pure adesso. Come volete, Ma professore. pare, beh, accomodatevi qua. Vi ringrazio. C'è uno studietto qua. Ah, sì? Sì. A vostra disposizione. Ci sta più ariosi, ci sto... Sì, sono ho due visto. finestroni che sono una Ho meraviglia. visto. Accomodatevi. No, ma Prego, non fate complimenti perché Accomodatevi. io non No, merito. io dico, nel momento che dovete parlare, io è meglio che me ne scende, parlate più tranquillamente. Voi No, è perché i dettagli cui allude Don Gaetano riguardano tanto voi che mia sorella. Anzi, è meglio, no? Voi dovete rimanere, presidente. Ma volete Ecco. voi? Don Gaetano. Prego, professore, non facciamo complimenti. Venite. Questo è un piccolo capolavoro, professore. Prego, guardate che aria, guardate. Grazie. Qua si vede tutta Napoli. E qua si respira. Ah, che bella cosa, che bella cosa. Grazie. Eccoci qua. Molto bene. Prego, professore, scusa. No, vi pare. Ecco. Chiari, ma che hai fatto? Poi ti sei tolto gli occhiali, io non ci avevo badato prima. Hai visto? Ma hai fatto una cura? Cioè... No, non mi ricordo nemmeno com'è stato, non so nemmeno dove stanno gli occhiali. No, Ma io ci vedo pure, io leggo, scrivo, li canto, tutto. ci vede bene. Levate. Se è così. Va bene. E allora? Professore, io sono un galantuomo, un uomo tutto d'un pezzo, al quale voi potete offrire, non so, un autotreno col rimorchio carico di brillanti per fargli dire una bugia. Non la dico. Professore, fronte alta e mani pulite. Chi vi dice il contrario? No, ci ho tenuto a precisarlo perché voi non mi conoscete, non sapete, io chi sono, è bello, si presenta questo individuo, dice questo chi è. Sì. Professore mio, io vivo in campagna, al cospetto della natura che non vi tradisce mai. No. Io parlo con gli alberi, con le piante, con la frutta, le foglie, gli uccelli. Conversazione sana e senza contraddittorio. Un'opera lirica, professore, un'opera lirica. Con una partitura impeccabile. Bravo, partitura armonizzata dal musicista divino, dove perfino il grillo e la cicala trovano la loro parte per entrare in battuta. Già. Voi a sera vi sedete in mezzo alla campagna e vi sentite l'opera. È proprio così, ma a 7 mi sento l'opera. E allora? Professore, se io prendo a cuore il caso di mio nipote e per conseguenza anche quello di vostra sorella, potete essere più che sicuro che lo faccio unicamente nel loro interesse. Questo l'abbiamo detto prima col fatto dell'autotreno dei Sì, brillanti. ma è bene sottolinearlo, Ma no. professore. Tu, e veniamo al dunque. Filuccio, niente, non ha beni di fortuna. È un dengrito. Questa è la verità, un dengrito. La bottega è intestata a sua madre e rappresenta l'unico cespite, l'unica fonte di guadagno che le lasciò la buonanima del marito, mio fratello. Con l'introito di questa bottega, che detto poi fra noi non è così rilevante come tutti quanti possono credere, devono vivere mia cognata, Filuccio, e il fratello, il povero deficiente, il povero scemo. Avete un fratello... Purtroppo una pena, professore, una pena. Io per conto mio in bottega ci vado solamente il sabato sera per fare i conti e per questa mia prestazione, professore, tengo a farvi rilevare che non percepisco una lira. Qua sta Filuccio. No, niente, lo fa per affezione alla famiglia. Ci rimetto di tasca. Tu, finché Filuccio vive in casa della madre, voi sapete meglio di me, mi insegnate dove mangiano due, mangiano pure tre, tutto va bene. Ma dal momento che si sposa, professore, voi mi seguite, vero? Dove? Dico, mi seguite del discorso, mi ascoltate con attenzione, vero? Sì, Tengo, come? insomma, a sottolineare... Ma è naturale. Dal momento che Filuccio apre famiglia, un figlio già sta per la strada, lui non può assolutamente pretendere da sua madre più di quello che ha percepito fino adesso. Mi dispiace. Che cosa ha percepito fino adesso Filuccio? Filuccio ha percepito uno stipendio adeguato alla funzione che svolge in bottega, e cioè 60.000 lire al mese, secche, come le potrebbe percepire un estraneo qualunque. Per ora,
tenendo presente che Filuccio mangia e dorme in casa, che la madre cucina, lava, stira, eccetera, eccetera, 60.000 lire al mese, gli bastano Elisabetta. Adesso? Adesso, sì. Ma mettendo su famiglia, professore, 60.000 lire. E che so, oggi, che ne fanno? No, si muore di fame tutti e tre. Se- 60.000 lire. ma si deve trovare una via. Bravo, Badari Pozza campace e donne, professore, quando sei bello, quando è bello. Quella mi ha captato il mio pensiero, capito? Quella ha detto testualmente quello che volevo dire io. Le testuali parole che volevo dire, ma professore, mi dovete credere, perciò poco prima mi sono permesso di dirvi, professore, dobbiamo parlare un momento. Proprio esattamente questo volevo dirvi, è vero? In che modo, in quale maniera, in quali proporzioni, io non lo so, non lo devo sapere, certo. non ci voglio entrare, non mi riguarda, questo deciderete voi, è vero? Ma certo, come saggiamente avete detto, una via si deve trovare, professore. Beh, e di questo non avete mai parlato fra di voi, mai? Sì, noi ne abbiamo parlato, sembra come io e Chiarina, ma E non avete deciso mai niente. Come? Ma senza di te, Lore. Abbiamo aspettato che tornavi tu. ha detto aspettiamo mio fratello. Ma doveroso. Ma, insomma, e allora? Sono arrivati. Filuccio vuole lavorare. Sì. Ah, è per quello io voglio faticare. Ma chi l'ha da faticare, professore? faccio. Ecco. Certo, certo. Lui si vuole aprire una strada con il suo lavoro, non vuole dipendere da nessuno e il posto che tiene adesso in bottega lo vuole lasciare. Perde pure le 60.000 lire al mese che piglia. Ma no, no, per per migliorare. carità, Ma no, ma no, Lore. Non no. lasciate il lavoro. E fammi per carità. spiegare, vedi? Quella è la base. Lui un negozio lo vuole aprire lui. Ecco. Un altro negozio, moderno, dignitoso. Che li belli negozi, sai, dove si vende uno di tutto. E negozi eleganti, hai capito? Sì, professore, come si chiama? Di lusso. Una boutique. Ecco, come una boutique, diciamo, che i negozi dove potete trovare un poco di tutto, quello fanno affari d'oro, c'è l'uva i contrattiempi, ortaggi fuori stagione, per esempio a Natale voi entrate e trovate un cetrullo, ecco. Un po' di tutto. C'è un citrullo, un cavolfiore. Sì, quelle Specialità, diciamo, fuori stagione. Controtempo. Controtempo, i controtempo. È una parola per mettere su un negozio come dice Filucci, ho capito, insomma, cioè, specialità, cose, e non bastano 6-7 milioni. Ah, certo. Dove si pigliano? Per carità. completo, Cari sì. suora mia, tu lo sai. Io sono un piccolo lavoratore, io quello che guadagno non è. Ma tu non devi cacciare nemmeno una lira. Ma allora ricorda solo tu, io non poi è che io che- ti voglio far cacciare denaro liquido, ma nemmeno per solo. Cuore mio, Ma cuore nemmeno mio. per solo. Anche volendo, figurati, tu conosci la mia posizione. Ma si È capisce. limitata, anche volendo non posso Amore. proprio. Si capisce, Suora mia bella. si capisce. E noi pensavamo un'altra cosa. Sì, in avete verità. pensato a un'altra cosa. E che hai pensato? Dì. Sì, sì. Sì. Io veramente te ne parlai pure prima che tu partissi per l'America. Beh, abbiamo parlato di tante cose, non... No, ho fatto do deposito. Un deposito. Eh. Ah, il deposito? Deposito. No, avevo deposito. Quello è un locale magnifico, con gli scantinati. Guarda, poi ci stanno pure 4 camere uniche, camere È grandi, grande. sì. È un vecchio appartamentino. Volendo c'è pure il posto per fare una bella camera da bagno, c'è un corridoio che divide tutto. E quello è un piano terra delizioso. È ideale. Tu lo usi come il locale di sbarazzo, ci tieni dentro tutta roba inutile, mobili vecchi, sedie rotte. Sì, vabbè, insomma, sono roba vecchia. Beh, ma Specchieri, ci stanno cornici, quadri, no? È tutta roba ingombrante che non ti serve più. Ma insomma, tanto è vero che ho deciso di chiamare un rivenditore, qualche antiquario, sì. vendere, Sì, vedi. fare piazza pulita. Buttate tutto, buttate tutto. È bello tale. Bello, sì. Le 4 stanze ci bastano come abitazione, è vero? E il deposito sotto, Filuccio lo trasforma in negozio. Sì, che cose A legali. boutique. A boutique, ma voi scherzate? Professor, dove lo trovo io un altro locale, diciamo, con 2 ingressi su 2 strade principali. Sapete i soldi che si fanno là? Con 2 ingressi. Che cose Che si legali. fanno là. Certo, si capisce.
Ed è la... Il locale e la spesa d'impianto. Ah, per incominciare, diciamo, ma io qualche economia la tengo, ragazzi, ma mi la parte. E poi per il resto che facciamo a cambiare. Poi quando c'è la proprietà, è vero, diciamo, la proprietà ci sta e il denaro si trova. Un momento, scusate. Ecco. Quale proprietà? Il deposito Ah. con le 4 camere. Professore, Scusa. voi dovete prendere il deposito con le 4 camere e le dovete donare agli sposi. Fammi appicciare, scusa. Sì. Chi volesse una tazza di caffè? E mo te lo faccio preparare subito. Sì. Mariette, prepara per piacere una tazza di caffè per il professore, fallo fresco. Sì, fatelo fresco, bello fresco. Lore, ma io veramente te lo volevo dare appena sei arrivato. Vabbè, lo prendo Non avevo adesso voluto. e lo stesso lo prendo adesso. Sul lato. Bravo. Voi siete ammogliati? Io? No, professore, no. Aspetto una donna. Deve venire da fuori? Chi? Questa donna che aspettate, che è una forestiera? No, professore, no. Aspetto da 15 anni. Aspetta, professore, avete toccato un tasto doloroso. No, è perché vuoi amareggiare il professore? Che le vado a cosa scrivere? Professore, non ci sono misteri. Sono innamorato di una donna e non mi fa vergogna a dirlo. Sì. Una donna che mi ha rifiutato. E forse per questo mi sono maggiormente incaporito. Non c'è peggio. Bravo, proprio così, non c'è peggio. Sì. Siamo arrivati al punto che qua naviga, tremo come una foglia, tremo. È stato lo scoglio della sua vita. Che può fare? Ci penso. Ma io aspetto. Deve venire a maturazione. E i mobili? E i mobili... Qua mobili, professore, scusate. Dicevate i mobili? Io? Quali mobili? Voi avete, raccontato della donna. avete detto i mobili, non so di che A parlare. Chiarina, io parlo. Ah, io dice scusate, no, i mobili. scusate, stavo poco... No, se volete parlare ancora della signora, per carità. No, ormai basta, è chiuso. È chiuso, quelli Sì, sono no. affari vostri. Sì, è chiuso. Dicevo a Chiarina, i mobili, come avete deciso di risolvere il per problema noi. dei mobili? Beh, veramente di questo non abbiamo parlato. No. Ne dovete parlare. Non abbiamo parlato, ma io ho pensato qualche cosa. Hai pensato a qualche cosa? Allora parla. Tu ti ricordi come dicesti quando morirono papà e mamma? Dai, non mi ricordo. Lui, generoso com'è, perché la generosità di mio fratello è proverbiale. Quello si vede in faccia. Beh, Ma quanto si vede. Si vogliono bene, Buono, altruista, generoso. E lui mi disse così: Chiari, questa è tutta roba tua. Papà e mamma ci tenevano tanto a questi mobili, quando ti sposi te li pigli tu. allora non si parlava proprio di matrimonio, no? Ma con quei mobili si possono arredare 2 appartamenti. Si deve smontare il santuario. No. I mobili vengono con me, mi seguono. Esatto. E io ricostruisco il santuario Un'altra parte, si fa A il casa santuario a casa tua, sì. a casa Vedi? mia. Sì. Ho capito. E io penso che mi sembrerà di vivere sempre con papà e mamma. Sì. Eppure loro dall'altro mondo si sentiranno sollevati al pensiero di avere contribuito alla mia felicità. Ma del resto tu in quelle 4 camere non ti ci volevi fare lo studio? Quale più bella occasione? Sì, io volevo fare lo studio. Sì, certo, i mobili sono tuoi, per carità, ma chi te li tocca? I mobili sono il deposito con le 4 camere. No, Lore, no. Le 4 camere sono l'unico spiraglio di luce per me. E il deposito è il solo mezzo di sostentamento per l'avvenire. Ma tu capisci che ci metti in alto mare, Lore? Chiari, fammi parlare. E allora parla solamente tu, che non è buonanotte. Sto parlando, ti vede? Sto parlando. Cuore mio bello, fammi parlare. Vedi che, insomma, quando io comprai le 4 camere con il deposito, sembrava tutti quanti una spesa sballata. Tutti quanti. Tu per la prima dicessi, Lore, ma mi pare una spesa folle, una spesa inutile. Io da poco ho finito di pagare le rate
di questo appartamento, perché questo è pure di proprietà mia. Ah, questo- Sì, sì, nostro padre lo teneva in fitto, pagava una sciocchetta al mese, una fitto di tanti anni fa, e non trovo opportuno di acquistarlo. D'altra parte, anche se avesse voluto, non sarebbe stato possibile, perché tu lo sai, il nostro padre non aveva bene di fortuna, non ha lasciato manco una lira. Con il sacrificio personale e con il mio lavoro, io misi piede su piede, assicurai il tetto per me e per mia sorella. Poi acquistai il deposito con le 4 camere. Perché feci quella spesa? Beh, santi lui, non credi che uno quando fa una spesa deve mettere i manifesti e deve chiarire a tutti quanti perché e come l'ha fatta. Significa, ognuno nella vita ha il diritto di realizzare una cosa qualunque, pure sballate, e crearci castelli di carta sopra, senza pertanto dover dare conto a nessuno. Io non capisco, Lore. Tu vuoi dire che già sapevi la destinazione che volevi dare a quel deposito con le 4 camere? No, se permettete, io ho capito. Il professore vuol dire che un presentimento lo aveva quando fece quell'acquisto, che quella spesa che sembrò tanto inopportuna in quel momento ha presentato più tardi la sua validità. È così. No, Don Gaetano, no, non volevo dire questo. Se permettete io vi dico chiaro il pensiero mio. Scusate. No, scusate, Vi prego. volete anticipare delle idee mie? Che Vi sì. chiedo scusa. Io e mia sorella siamo legati da un affetto veramente esemplare. Io vorrei dare a chiarire, ma non quelle 4 camere sono a sciocchezze col deposito, ma 10 palazzi di casa se io le avessi. Il guai è che io sono un piccolo proprietario, io con quel poco vivo. Chiari, sorella mia, e come puoi consigliarmi una cosa simile, di disfarmi una cosa che è proprio il frutto del mio lavoro? Allora, frate mio bello, e noi come facciamo? Ma sorella mia bella, facciamo? per ora voi vi affittate una piccola casetta. Adesso per 25, 30, 35 mila lire al mese si trovano queste casette di 2, 3 camere, cucina e bagno. Ve ne andate, certo. I mobili li avete, i mobili sono tuoi, li avete. Ma me ne devo andare pure da qua? Sorella mia bella, cuore mio. Perché io ho detto che te ne devi andare, ma per carità, ma mai questo? No, dicevo che voi, soprattutto sposandovi, sentirete il bisogno di avere una casa tutta per voi, per godere di quella tranquillità, di quella libertà a cui tutti abbiamo diritto a un certo punto nella vita, insomma. Filù. Filù. E tu che dici? I carceri, chiari. Sicché voi vi rifiutate di aiutarli. No, vabbè, non è che mi rifiuti, non posso. Scusate, professore, voi così volete maritare la vostra sorella, abbiate pazienza, parla in faccia. Scusa. No, Don Gaetano, avete parlato male, parlate in faccia, ma dovete dire le cose esatte. Scusa, vostro nipote non ha avuto da me nessun biglietto d'invito. Professore, mi meraviglia, voi siete una persona seria, un uomo di mondo, ma insomma vi rendete conto che qua fra pochi mesi nasce una creatura? Beh? E allora mi consentite una domanda, professore, visto che ci troviamo, perdonate, Sì. così facciamo per ipotesi che mio nipote Filuccio si fa i conti in tasca e vi dice, professore, io non mi sento la possibilità di aprire una famiglia. Voi come vi regolate? Sentiamo adesso. E se vostro nipote si fa i conti in tasca e mi dà la risposta prevista da voi, allora io vi potrò dire con precisione come mi regolo. Professore, scusate, professore, la risposta mia è presto data. È questa qua. Io e Chiarino, fra 20 giorni saremo marito e moglie. Ma veramente? Chiarino, noi teniamo un nuovo figlio. Si capisce? Bravo, da mamma. Ecco qua. Ti sei regolato da uomo. Ecco, questa era la risposta. Chiarito? Allora, Sora mia bella, cuore mio bello. E tu lo devi capire, devi capire la ragione del mio rifiuto. Da parte di Filucci ci poteva essere, non so, un certo calcolo. Invece adesso, con questa dichiarazione, la sua buona fede appare e io ne sono felice. E allora? E allora lasciatevi guidare, lasciatevi guidare. Per il momento non c'è bisogno di prendere in affitto un appartamentino, gli altri gli anni. Insomma, vi state qua. La casa è grande, dall'altra parte c'è stato tutto un alo della Padova. Non ci daremo fastidio. Siamo qua. Per il deposito con le 4 camere, sentite a me, facciamo le cose con la legalità. Faremo un bel affitto regolare, fissando un tanto al mese. Pure. Sì, ma... Un momento. Dopo il matrimonio io vedo, è vero, come si regola Filuccio, vedo la sua serietà nel lavoro. Quando viene al mondo il nipotino, piglio le 4 camere con il deposito e vi faccio un regalo di nozze. grazie
no. Questo dopo il matrimonio. Avete la mia parola. Ah, e quando vi sarete decisi, quello che deciderete va bene. Io per me non voglio niente perché tenga le braccia per lavorare. La casa e il deposito, se ce li volete dare, vuol dire le intestazioni a mia madre, che povera vecchierella rimane solo con mio fratello e deficit. Bravo. Questo ti fa veramente onore. Non Dai. ti preoccupare, mamma e mamma. Ah, mamma e mamma. Ecco. Non ti preoccupare. Vuol dire che si intesterà a tua madre e a Vicchiarella la mettiamo a posto. Se nasce maschio lo chiameremo Lorenzo, va bene? Lorenzo, col nome di mio padre. E qual è? E se no Adelaide, o non me mamma. Un caffè, porta un caffè. caffè, Non già, vai già, là. già, Assaggiate il caffè di casa. Grazie, professore. Vi prego. Come si chiamava papà? Veramente mi Voi oramai fareste non male. pigliato di giri. Grazie, Caffè, caffè. Ah, compare, ok. Chiamami a Filucci. Sì, aspettatemi. Squisito. Filucci sta a Bumarò. Marò, scusate un momento, mi stai chiamando con Marò. Ma scusate, triste, professore, scusate. Ah, che poco parlo a Io mi sa, c'è già la domanda. Oi, Filu, ma che sta? Filu, una cosa, state fermo che in mano perché io non c'è nessuna colpa, Ma perché che fai? Ho una vicina, la mamma vostra sta salendo le scale. Qua scala. Le scale sta casa, sta venendo qua insieme con il frate vostro. Tu l'hai fatta salire? E che facevo? L'attaccavo. Mannaggia. Non c'è stato verso, l'ho pregato come una santa. Niente, ha voluto venire per forza. Ma no. Ma ha parlato questo. Parlo questo, parlo. Mai te la rapa a State fermo che in mano. Tu non andavo da giuritta che mamma la casa non ha da Ma scigliata e non che consigli. facevi? Ma Buongiorno, Don Gaetano. Buongiorno, Anna Regina. Donna Chiarì, potete stare tranquilla, andrà tutto bene. Tutto bene. Figlio mio, mi devi perdonare, ma non appena ho saputo il fatto di donna Chiarina, non mi sono potuta trattenere e sono andata subito in chiesa. Siamo andati in chiesa, siamo andati. Ho pregato fervidamente per mezz'ora, poi mi sono fatta dare dal parroco 30 candele. 30 candele. Ne dovete accendere una al giorno, Una al giorno. davanti all'immagine di Sant'Agostino. Agostino. Poi quando sono finite queste io ve ne porto altre 30. A te 30. E così fino al giorno che verrà alla luce la creatura innocente. Innocente. Grazie, sì. Qua dentro poi so io cosa ci sta. Questa ve la dovete legare nella vita e tenerla fino al giorno del lieto evento. Lieto evento. E ve la devo legare io stessa, sì, perché mentre ve la leggo devo dire mentalmente una ventina di parole che conosco io solamente. Parole conosco solo io, conosco le parole. Sì. Adesso andiamo dentro e io ve lega il borsetto sopra la pancia. Andiamo. Adesso. Non vi rifiutate, donna Chiarina. Noi dobbiamo stare con la coscienza a posto. Posso, coscienza. Filuccio farà il suo dovere e non dobbiamo avere sorprese durante la gravidanza. Capitanza. Andiamo, donna Chiarina. Andiamo. No. Tu non puoi entrare. Io volevo vedere. Aspetta qua, non puoi vedere. Sei piccolo. Sono piccolo. Permettete, vieni qua. Don Gaetano, mi date un occhio a Pasqualino? Virgili. Scusate tanto. Io sono un po' promesso. Faccio pietà, faccio. È la tentazione, Don Gaetano. È la tentazione. È la tentazione. Andatevi a confessare. E domani mattina fatevi una bella comunione. La comunione domani, la comunione. Comunione. Aspetta qua io, aspetta. Andiamo, Chiarina. Sì. Dove? In camera mia. Scusate, permesso. Permettete. Da questa parte. Ma è vostra madre? Matrigna. Madrigna. Papà sposò in secondo nozze. Io e Filucci siamo figli di primo letto. Ecco. Figli di primo letto, figli di primo letto. A Vicchiarella. Ah, picchiarello.
Poi, zalla nu. Su. Ah, chiappa qua. Oh. Ce la fai, allora? Andiamo. È roba fragile, chiaro chiaro. Pasquali, per piacere, togliti di mezzo, mi fai imbrogliare a camminare. Va a finire che caschiamo per terra tutti e due. Poco prima stavamo cadendo per le scale. Filù, fai presto, altrimenti poi viene tardi e bisogna mettere a posto la roba con le candele. Un momento, quando non ha mano a Pummarola che non ce la fa più, ce la fai, picchiari, Allora io mi avvio, chi venga a prezzo a te. Pasquali, Dov'è? Datemi. Poi dopo salgo e ti metti in ordine la casa. Voi andate che me la vedo io. Filù! Me la vedo. Socca, che Pummarola non ce la fa più. Pummarola si è fatta vecchia. O come dire, chissà se arriva a basso. Andiamo, perché ci sta la balia sola da basso col Beh, bambino. aspettiamola, che Ci sta la balia sola da basso col bambino, hai quella è capito? madre di figlia, abituata. Lo so, le sto facendo pigliare un poco d'aria a basso. Maro! Ma adesso sta venendo fresco, le voglio dire che rientrasse. Vabbè, poi ce ne andiamo, va. Che fai qua tu? Vattene dentro che dai fastidio al professore. Ma no, che fai? Allora io vado a fare lo stratto dentro. Ecco, vado a bravo, fare... va a fare lo bravo, va a fare lo strano. Professore, noi strano. ci vediamo, portiamo questa bassa e sciolta. Ciao Lore, poi dopo torno. No. Ma io mi domando se è giusto, ma che sono fatte le fiere? Dice, ma tu sei un uomo di fatica. Questo è uno sfratto di casa vero e proprio. E per fare uno sfratto di casa ci vogliono i facchini adatti. Non un povero uomo come me che Dio sa le fiere che tengo. Ma non è finito ancora. Ci sta un altro comodino come questo. Professore mio, mi sento morto. Non ne posso più. Vieni, ti do un bicchiere di vino buono. Vieni. Quando siete buoni, professore. Qua. Siediti. Grazie, professore. Va. Ti riposi un po'. Un ristorino fa bene. Grazie tanto, professore. Non tenga la forza ma anche il bevere. Non tiene carità cristiana. Chi? Non sapete chi. O padrone mio, perché essi o padrone, cioè è diventato il padrone. A Bonanima Ropata era un gran galantuomo. Tu dici Filuccio? Non mi fate parlare, facetelo per carità, non mi fate parlare. Ti tratta male, È malamente, professore. Se vi dico che è malamente, è malamente. Ho una Virginia, una santa. Già. La madre? La madre. È una donna che vi dico a voi è di una delicatezza e di una squisitezza che non ce ne sono consimili. Non la vedete, non la sentite. Ma che se n'è fatta? Non l'ho vista più. È stata poco bene. Doveva cambiare aria. Professore, ho una Virginia giovane e bella e Don Filuccio più la tiene in disparte, diciamo, e più tranquillo si sente. Quando una Virginia portò le candele qua sopra, professore, Don Filuccio avesse voluto morire. I denari, professore, fanno crescere le unghie alle lumache. Ma quali denari? Non mi fate parlare, professore, vi ho pregato, non mi fate parlare. La verità, sapete con me, è come una giornata di sole. Avete voglia di chiudere le finestre, ma rindesse incatrasa sempre la luce. La femmina bella è come la luce, trova sempre una senga per trasì. Io me ne vado, e grazie. Mi ci ha fissato viaggio. Avete visto come ha fatto bella Don Filuccio? Sei sposato con una signora. L'erede è arrivato. Poi si sta mettendo a posto l'appartamentino di 4 camere, la bottega di primizi con 2 ingressi su 2 strade principali e Pummarola trasporta i mobili. Ma Pummarola la notte dorme. Pummarola non parla a rindo suono. Pummarola non parla con l'aldilà. Ma perché chi è che parla con l'aldilà? Io ve l'ho detto. La verità è come la giornata di sole. Aspettate e vedrete entrare la luce da una singa. Che fa? Chi fa questo quadro? E la signora Chiarini mi ha detto di portarla a bassa. Se la signora Chiarina vuole il palizzi, lo chiede a me, va. Vabbè. Lo so. È di valore, eh?
E quello è stato Don Filucci che ha detto, qua ci starebbe bene quel quadretto con l'asinella. E la signora Chiarina mi ha detto, levalo dal muro e portalo qua. E malamente, professore, è malamente. Ho vedete che sto segno? Me lo fece Filucci. Tenevi 5 anni, ma me ne hai una in fronte. E poi non ami gli animali. Si mette a paura dei gatti. Quando erano vicino tanti là diventano una carogna. Statevi accorti, professore. Statevi accorti, Don Filucci. È birbante, calcolatore e cinico. E tagliamo pure questo tanto bello. Vedete quanta pazienza deve tenere uno. Già. Stai lavorando assai, eh? Non ne parliamo, sto facendo una fatica. Ma Filuccio doveva fare lo sfratto di casa tanto bello. E io quando si fanno gli sfratti di casa tanto belli, faccio gli sfratti di casa pure io tanto bello. Già. Se andava a messa con mamma a Filuccio, chi l'aiutava? Mamma è andata a messa, vero? Ha portato le candele a Santa Gervasia tanto belle che l'ha fatta passare la malattia. Perché stava malata, mamma? Mamma stava malata tanto bella e non lo sapeva. Che malattia aveva? Io non lo so, ma se non era per papà che se ne accorgeva tanto bello. E papà è morto. Come no? Papà è morto tanto bello. E allora? Se è morto, come si accorge della malattia di una persona se sta al Camposanto? Ma Filuccio lo tiene dentro. Che tiene dentro? A papà. Papà sta a Camposanto ma sta pure dentro a Filuccio. Quando vuole parlare con mamma, Filuccio si addormenta e papà si sveglia. E quando si sveglia parla da dentro alla pancia di Filuccio. Poi quando ha parlato, papà si addormenta e Filuccio si sveglia. E quando si sveglia non sa niente e non sa nemmeno quello che papà ha detto a mamma. E tu non lo sai quello che papà dice a mamma da dentro alla pancia di Filuccio? Sì, come? E mamma non si può sposare un'altra volta perché papà non vuole. Lo dice sempre. Se ti marito un'altra volta io non esco più dalle fiamme del purgatorio. Perché papà non so quanti altri anni di purgatorio deve fare. Guardate, povero papà. E se no mamma se lo sposava zio Gaetano. Zio Gaetano se la voleva sposare a mamma. Come zio Gaetano si sposasse tanto bello. Ma poi papà resta dentro il purgatorio. Mamma lo pigliai pure a schiaffa a zio Gaetano. Ah, ecco. E perché? Io non conosco troppo bene la ragione, ma mamma me l'ha spiegata perché io arrivai proprio al momento degli schiaffi. Mamma teneva la febbre e non si voleva coricare. E zio Gaetano per forza la voleva mettere sopra il letto. E la teneva stretta a così. Lascia! No, lascia! Ma mamma che è una piezza di femmina, con tutta la febbre che tenevo, o scummai sangue. Già. E questo fece piacere a papà, è vero? Come? Papà quando seppi fatta disse sempre da dentro alla pancia di Filuccio che mamma l'aveva fatta risparmiare un anno di purgatorio. Già. E mo mamma sta in chiesa, è vero? Ma la messa a quest'ora sarà già finita tanto bella e mamma già sta a casa. Che fa? La bua. La bua. Tu ti sei rovinato, guarda qua, che taglio! Guarda.
ti sei rovinato il dito, guarda qua. Guarda il sangue che è uscito. sangue, quando Metti la mano, stringi con quest'altra mano, stringi il polso. Se no esce tutto il sangue, muore, vai al purgatorio. Io non ci voglio andare a purgatorio, non E ci poi voglio devi andare nella pancia di Filucci. Non ci voglio andare. Guarda, questo è tutto sangue che esce. Guarda qua quando sei. Se ti fai medicare, al purgatorio non ci vai. Non ci voglio andare a purgatorio. Non ci vai. Non ci voglio andare a purgatorio. Oh, mamma. Tieni stretto. Mamma. E tieni questo così, Mamma. in alto. In alto. Se no il sangue scende. Invece deve- Mamma. Non avere paura, La forbice cattiva, la forbice ha fatto male. Andiamo stringe, non ti succede niente. Guarda, dai. Mamma, Sta andando bene. non vado a purgatorio. Non ci vai non perché ci ti ho vai. fatto la medicazione. A Pomarò! purgatorio. Mamma, Pomarò! mamma. Vieni qua, vedi? Questo ragazzo si è fatto male. Si è fatta male. Si è fatto male. Cosa hai da fatto? poco. Mamma mia. Qua si deve chiamare subito a Donna Virginia. Subito? Sì, però Mamma. non dire niente a Chiarini e a Filucci, perché quelli adesso salgono, si spaventano. capisci? La mamma no, la mamma non si spaventa. E a mamma no, fai salire a Donna Virginia. Ci ho capito, voi volete a Donna Virginia qua sopra. Ehi, Ma va, faccio cammini, salire. cammini. Papà. Ma perché strillo scema? Si è tagliata con la forbice, ce l'hai data tu? Sì, può far stare tranquillo. Ma perché? Che sei fatto? Si è tagliata malamente. Mannaggia, ma perché non si chiude a messa con mamma? Che la signora Chiarina e Don Filuccio me l'hanno fatto portare qua perché da bassa dava fastidio. Che li si mette fra i piedi e non fa come chiudere più niente. Già. Certo fa pena perché è scema. Ma uno poi fatta sui pure là da fa, professore. Ma a basso non avete finito ancora? No, ha già portato solamente questi Solo qua. questo qua. Fate presto, vai, sbrigate. Voi sapete com'è la signora Chiarino, quando si tratta di mettere a posto una casa non la smette mai. E poi, professore, come sono venute belle che le 4 camere con i mobili dentro, parlano ancora più grandi. Ancora più grande, sì. Voglio vedere se ho lasciato tranquillo sto quadro vicino al muro. Professore, me l'ha detto la signora Chiarino. Me l'ha detto 2 volte. Non ti dimenticare il quadrino. E tu dici che ti sei dimenticato per la terza volta. Perché non mi strilla? Non ti stringo. Professore, Signora cosa- Virginia, Pasqualino si è fatto male, si è tagliato, mi dispiace, ma non vi spaventate. Figlio mio bello che è stato, che devi fare? Il taglio è profondo e io credo che se va al pronto soccorso con una decina di punti se la cava. Mamma mia, perché non l'avete mandato prima? Io non volevo prendere responsabilità, perciò ho mandato a chiamare voi. Però fa presto. Hai visto, se venivi in chiesa con me questo non ti succedeva. Andiamo, vado, accompagno io. No, signora, non vicino. A voi il sangue vi fa impressione. Siete stati pure poco bene. Accompagno io, di me vi potete fidare. Io piglio un tassametro e in 10 minuti vado e torno. Intanto voi vi riposate. Sedete, monna Regina. Voi state stanco. Sì, mi gira la testa. Chiamo, ti accompagno Pomarolo. Ci pigliamo a Popò. A Popò ci pigliamo. E poi per la strada ti accatta a Babbo. A Babbo, accanto a Popò. Secondo Ma ha chiamato scema tanto bene, Io ma ha guarda, non chiamato. mi ricordo. Adesso fa vedere che non si ricorda, ma ha chiamato scema tanto bene. Babbo, non porti, amici a pigliare a Popò. Io non sono scema, hai capito? Io all'età di 10 anni ero già deficiente e quello mi chiama scema tanto bello. Sai che ha detto? Peta a mamma, mamma sta là, glielo puoi domandare. Ha detto, signora Virginia, deficiente è sacro. Chiamami scemo un'altra volta e vede la Madonna come ti punisce tanto bene. Cammini, Io l'ho detto senza malignità. A Popò. A Popò, come a Popò. Andiamo. Mi dispiace, signora Virginia, avete trovato tutto in disordine. E che fa? Voi non è che aspettavate visita? No, stavo lavorando, ecco perché un po' di disordine, mi chiedo scusa, ecco. Donna Virginia, io vi sarei venuto a trovare se non si dava questa combinazione, perché vi vorrei parlare seriamente. E di che cosa? Ma giorni fa mi è venuto a trovare vostro cognato, Don Gaetano Cannavacciuolo. E che voleva? Che va detto? Beh, mi ha pregato di intercedere presso di voi affinché vi decidiate a prendere in considerazione la sua richiesta di matrimonio. Ma allora è persecuzione. Ma che vuoi, amico? Che vuoi? Ma perché allora questa aspirazione di Don Gaetano dura già da parecchio tempo. E che ne volete sapere?
Lui approfitta che io sono una donna sola e che oramai siamo arrivati a un punto che se lui si disinteressa completamente dell'azienda agricola e di tutto il resto della proprietà, io non so nemmeno dove mettere le mani per andare avanti. Ah, ecco perché Don Gaetano che si occupa della proprietà della buonanima di vostro marito. Ma la buonanima non teneva niente. La proprietà è roba mia. Sì, la buonanima teneva affittato un fondo ad Afragola vicino casa nostra. E così ci mettemmo a fare l'amore. Io tenevo 15 anni e papà non voleva farmi sposare un vedovo con 2 figli. Ma poi, siccome mi voleva bene assai, si convinse e ci fece sposare. Papà era vedovo pure lui. E io ero figlia unica. E quando morì lasciò tutto a me. Eppure le 2 botteghe di frutta appartenevano a papà e mosso di proprietà mia. Ah, ecco. Con la morte di vostro marito, allora Don Gaetano prese le redini dell'azienda. E come potevo fare io solo? 10 moggi di frutteta a Terzigni, 2 vigneti di 30 moggi ad Ottaiano, l'oliveta a Sorrento, a fabbriche mozzarella a Monteragone, 30 ettari coltivati a canapa ad Afragola, dove tengo il palazzo, conigli, pecore, galline. Qualche maiale? 2 allevamenti di maiale, uno ad Afragola e l'altro a Terzigni. E naturalmente Don Gaetano mi ricatta. Ricatto, Sì. già tiene le mani in pasta, si capisce. Ecco perché mi permetto di consigliarvi, io penso che un matrimonio fra voi 2 non sarebbe sbagliato. Ma nemmeno se avesse a perdere tutto quello che tengo. No. E poi io non mi posso risposare. Mio marito me l'ha proibito, non vuole. Da quando è morto non fa che ripetermi sempre la stessa cosa. No, ma io non sposerei mai Don Gaetano. Guardatevi da quell'uomo. È falso, interessato e vendicativo. Non credo. Mi sorveglia continuamente. Io vado ad Afragolo dopo 2 ore, pure che è arrivato in paese pure lui. Vado ad Ottaiano e lui appresso. Conosce ogni mio gesto, ogni mio pensiero, ogni passo che faccio. Ma per esempio sto qua, lo vedete, professore? E mi meraviglio che non è arrivato ancora. Ve l'ho detto perché lo sopporto. Mamma mia, io... è talmente antipatica che solamente a sentirne parlare mi viene un nervoso tale che non so nemmeno io stessa cosa fare. Ma che innamorato, Bisogna professore. compatirlo. D'altra parte non ne parliamo più, non vi guastate il sangue, per carità. Parliamo d'altro. Grazie, professore. Sì. Parliamo d'altro. Parliamo d'altro. Vi volevo domandare, scusate donna Virginia, se non vi dispiace. Voi avete detto che vostro marito vi proibisce di sposarvi, è vero? E che non fa altro che ripetervi la stessa cosa da quando è morto, è così? Sì. Scusate donna Virginia, ma se è morto, è vero, mi volete fare la finezza di spiegarmi come fa a ripetervelo? Sì, beh, quella è una cosa tanto naturale. Ecco, da quando è morto si serve di suo figlio per parlarmi. Io me ne accorgo subito, perché Filuccio incomincia a sudare, si fa bianco come la carta, poi spalanca gli occhi e parla con la voce di suo padre. E con questo sistema mio marito mi guida, mi assiste e mi aiuta a campare. Capite? Sì. Non devo andare al cinematografo, non devo andare al teatro, non mi devo truccare, non mi devo togliere il lutto. Scusate, donna Virginia, non vi sembra un sacrificio troppo pesante? Beh, è una missione, caro professore, è una missione, ma ci stanno pure i vantaggi. Già, ci sono pure i vantaggi. Sì. E quali? Vi ricordate quel giorno che portai le candele a donna Chiarina? Ve lo ricordate? La stessa sera Filuccio tornò a casa tutto stralunato e senza appetito. Filù, mangiati qualche cosa. Non tengo fame, si è chiuso lo stomaco. E sbaniava, girava per la casa come un pazzo. Ho capito, dice Dio. Stasera c'è la visita. E come infatti, dopo un poco Filuccio incominciò a sudare, si fece bianco come la carta, poi chiuse gli occhi e mio marito incominciò a parlare. Virginia, devi cambiare aria, vattene ad Afragola a respirare aria di campagna perché stai malata. E per quanto tempo, dice Ticchi? Ah, non lo so, ma se resti a Napoli muori certamente. Mamma mia, ma fra poche settimane si sposa Filucci con donna Chiarina. Pensa a te, pensa a salute, vattene ad Afragola.
Professore, e perciò al matrimonio non ci sono venuta. Sì, mi ricordate? noi domandammo, dice, ma donna Virginia dice sta poco bene, vi mandammo pure i saluti. Grazie. E dunque, vedete, professore, mio marito mi dice pure se sto malata e se mi devo curare. Certamente, beh, è una comodità. Come no? Virginia, ma che malattia avete avuto? Ah, è stata una ricaduta. Il nome della malattia io non ve lo so dire, perché nemmeno i dottori l'hanno saputo capire. Ma è stata una ricaduta. Ho capito. Perché avete avuto la stessa malattia pure prima della sera delle candele. Dopo la morte di mio marito. Professore, mi sento che Dio lo sa. Ah, ecco, dopo la morte di vostro Di marito. mio marito. E i sintomi? Soffocazione, pavore, mancanza di respiro e cerchia alla testa. Ansie, è vero? Ansie. Giramenti di testa. Sì, proprio, vedete, pesantezza di testa e svenimenti. È così. Mamma mia. Mamma mia. Ma non me lo vedete, professore? 2 o 3 volte al giorno senza ragione. Io mi metto a piangere come una cretina. Sì, ma io dopo mi sento meglio. Scusate se vi affliggo. No, perché voi state poco bene, anzi, fate conto di essere in casa vostra. Sì, e forse sarà la debolezza. Ma io dopo mi sento meglio. Bravo, prendete un poco d'aria qui. Scusate. L'aria vi farà bene. Questo è un broccato di fine Settecento. Vi piace? Quanto è bello. È bello, eh? E sapete perché ve l'ho messo sulle spalle? Perché questo pezzo di stoffa ha un potere fantastico, straordinario. Non si può dire soprannaturale perché la funzione che svolge è accertata scientificamente e con dati di fatto, ma si potrebbe definire addirittura miracoloso. Veramente? Donna Virginia, perché vi dovrei dire una cosa per un'altra? Chiunque si mette addosso questa stoffa, questo pezzo di stoffa, riceve una specie di benessere, non so, un influsso benefico capace di trasformare in euforiche manifestazioni di gioia qualunque stato depressivo, qualunque malinconia, qualunque tristezza. Questa è una cosa... Un grande scienziato dell'epoca, fuggito dall'estremo oriente, non si sa bene per quali motivi, fu chiamato alla corte di Ferdinando IV per tentare di strappare la regina da uno stato depressivo, di prostrazione, in cui era caduto in seguito a una malattia, insomma, a una fattura. Una fattura? Una fattura confezionata ai suoi danni da oscuri elementi antimonarchici dell'epoca, perché pure allora c'erano le correnti sovversive, ecco, è naturale. No. Lo scienziato si presentò a corte
visitò, osservò il caso e prese un mese di tempo. Durante questi 30 giorni disegnò e dipinse egli stesso, colorò egli stesso questo pezzo di stoffa. Poi si presentò a corte dichiarandosi pronto per l'esperimento e sicuro della riuscita. La regina si mise questo pezzo di stoffa, non appena lo mise sulle spalle, riprese il suo umore gioviale, allegro, una Virginia, e visse felice e contenta per tutto il resto della sua vita. Appena stava di malumore, tutto allegra. E come si spiega? Come si spiega? Io ho la pergamena. La pergamena? C'ho la pergamena con la dichiarazione scritta di pugno dello scienziato. Questo è Sì. tutto, vedete, guardate, permettete. Tutto il mistero, vedete, consiste nel disegno e nella colorazione. Guardate questo disegno come parte involuto, è vero? E come prende via via, con vigore, prende corpo, per poi descrivere questa curva delicata che va a raggiungere inaspettatamente questo groviglio. Il pensiero umano percorre questo tracciato indipendentemente dalla nostra volontà. Capite? Parte con il disegno, si robustisce via via, piega con la curva delicata e poi va a mescolarsi con questo groviglio, il quale cancella definitivamente la macchia scura del colore triste che ognuno di noi porta sulla coscienza. La Virginia, il colore triste qual è? È il nero. Il nero, il funereo. Quali sono i colori che vi si sovrappongono? Guardate. Il celeste, il rosa, l'arancione, il turchese, il rosso, il giallo, guardate. Sì, guardate. sì. Cancellato il colore triste, entrano in funzione i colori allegri. Questo è tutto. Una Virginia, infatti, io appena vi ho messo questa stoffa sulle spalle, voi avete smesso di piangere. Voi avete cambiato faccia. È una cosa. Veramente? È incredibile. E io ve lo regalo. Me lo regalate? Sì, ve lo regalo perché prima di tutto vi sta bene in faccia, ecco, guardate. E poi vi può rendere felici, vedete. Grazie. Virginia, ci volevi sposare? Sì. È diventata una cosa seria. Pochi minuti fa non si trattava che di una mia intima aspirazione, tenuta segreto così, per paura di un rifiuto e per non compromettere il mio orgoglio di uomo. Mi metterei a piangere. Che fa? C'è la stoffa, no? Virginia. Virginia. La storia della stoffa l'ho inventata io. È inventata di sana pianta e tu non devi credere a questo genere di cose. Questa è superstizione, spinta fino alla morbosità e ti danneggia, ti fa male. Così la stoffa e così la storia di Filucci che dice di parlare con la voce del padre, tu non devi credergli. Quello è un maledetto imbroglione. No. Come no? No, non ne voglio parlare. No, può darsi pure che Filuccio se credeva in imbrogliato, ma che invece mio marito mi parlava veramente. Sì, perché guarda, se io non ci avessi creduto, le cose potevano andare anche diversamente. E a quest'ora io e te non staremmo a parlare qua come stiamo parlando. E a me mi fa tanto piacere parlare con te. Tu dici che la storia della stoffa l'ha inventata? Tutta quanta No, inventata. e che ne sai? Oh, come che ne so? No, ma la cosa certa è che io con questa stoffa sopra le spalle, io mi sento veramente più allegra e più felice. Virginia, ti devo convincere. No, non mi convinco. Virginia, noi dobbiamo parlare assai, ma qua è impossibile. Tra poco tornano Chiarina, Filucci, che hanno finito di aggiustare la casa, capisci? E allora me ne vado. No, facciamo così. Non attenna a casa e aspettami là. Io fra poco mi veste, mi metto la giacca, ti vengo a prendere e ce ne andiamo a mangiare a Torre del Greco. E là parliamo. E mi raccontate quando ho fatto la stoffa. Quando mi piace ho fatto la stoffa. Scusi, Virginia, No. scusi. Un momento, scusi. No,
No, no. Virginia, volimmi sposare. Sì. Ah. Che, No, questi stanno arrivando. e che ci fa? Aspetta qua, qui. Aspetta qua, tu non mi hai visto, hai capito? Tu dici che stai aspettando Pasqualino che torna dal pronto soccorso. Io mi metto la giacca, scendo e vengo a pigliarci nel mattone del primo. Madonna mia, che stanchezza. Sì. Pare niente a mettere a posto quelle 4 camere, sì. Mamma, e voi che fate qua? Sono salito perché Pasqualino si era fatto male. Lo sto aspettando che ritorni dal pronto soccorso, l'ha accompagnato Pumarone. Ho capito, ma voi alla casa vostra non ci volete stare, Lo sfizzi vostro è quando potete venire a Cangò. E mio fratello? Oh, professore, non l'ho visto. Oh, quanto è bella. Sta ancora sveglio. Ha mangiato e mo sta a dormire. Che mo sta a dormire, Viene piano. Gesù, viene da Che stanchezza, chiarito. Pasqualino è stato operato. Ma che sta a fare? Si è tagliato con la forbice. E tu con la sciocchezza sì me lo porto pronto soccorso, invece La fate cosa? signora Virginia si è messa paura delle complicazioni di una probabile prognosi riservata. State zitto, proprio. Come no? È stato buono, Chiari, me ne vado, scusa. Buonanotte. Buonanotte. E tu fate una bella dormita, I bambini devono dormire per crescere. Buonanotte. Pumarò, fammelo piacere. Ti porti a Pasqualino a fare una bella passeggiata e dopo te lo porti a Luna Park. O fai divertire un po'. E stasera te lo porti a dormire a casa tua. Sì, io non mi sento bene. Voglio stare sola. Beh, Pasqualino è venuto tante volte a dormire a casa mia. Pasqualino, stanotte vieni a dormire con me, Tanto bello, tanto bello. Ti faccio spassare con cani alla gatta. Buonasera, state bene, grazie. Ma no, rimane mattina, torna, che ci sta. Ci capito. Per i bambini. C'è pazienza, chiari. Volesse mangiare qualche cosa, muore di fame. Marie! Comandate, signore. Marie, prepara qualche cosa per la cena. Subito, signore. Guarda, 1000 anni che ce ne scendiamo a basso. La finestra a chiucca. E domani ce ne scendiamo. Domani ce ne scendiamo. Ho passato 6 mesi in questa casa con la soggezione di tuo fratello. Non me ne fidi più. Hai ragione. E poi si deve decidere. Il fatto della casa e della bottega. Ci lavoriamo, non ci lavoriamo, dobbiamo pagare mensilmente, non dobbiamo pagare. Ma sì, un poco di pazienza, Guarda, è brutta sta suggetta, chiari, è brutta. È brutta. Lore. Avete fatto? Adesso abbiamo finito, ma che stanchezza. Lo credo, Il grosso è messo a posto, gli mancano delle cose. Manca sempre qualche cosa. La casa non finisce mai. La mattina in tuo bagno, Ecco, è buona cosa, ma un'altra. Poi, si vai da. Buonasera. Buonasera, professor. Buonasera. Ma che ne? Filu, di a tua madre che si trovasse un altro amministratore perché non mi voglio occupare di niente più. E perché? È perché così sono stanco, mi voglio riposare. Ma che stai? Professore, scusate. Prego. Ha mangiato? Assai. Mangi. Davvero, Beati loro, beati loro. È miracolo. Scusate, ma con una faccia, ma che è successo? Che succede? Filo, guardi, io sono chiaro nelle mie cose. Io non dico che tua madre mi deve accendere le candele davanti per tutto quello che faccio nel suo interesse, ma santo Dio. L'ho incontrata 5 minuti fa, qua a basso al palazzo, prima di salire. Che l'hai sceso? E ho detto, Anna Vicini, come state? Vi posso accompagnare? Non mi ha nemmeno risposto. Il professore mi ha guardato come se avesse visto il suo nemico più feroce e se n'è andato senza salutare. E che sta cammarina, ma allora tutto quello che faccio è tutto inutile e non voglio fare niente di più a buonasera. Zia, cose niente, stanotte ci dormite sopra e domani vi passo il malumore. No, non credo, Filo, non credo. Passa, la settimana entrante ve ne venite a mangiare da noi, chiarì? Il primo pranzetto della casa nuova lo offriamo a zia Gaetano. Grazie. Quando prendete possesso della casa, permesso? Domani. Inaugurazione. Inaugurazione, insomma ce ne scendiamo. Che volete inaugurare? E ti voglio fare un regalo, va?
perché tu voleva? Non è bello, Per la gioia di regalartelo. Oh, ma quanto sei generoso, e la sua gioia è quando può regalare una cosa. È così. Sembra pure, professore, questo è un asinello. Ma vabbè, ma noi che ce ne facciamo? Chiari, noi teniamo quelle 4 camere piene di roba, in certi punti non si può neanche passare. Va bene. Un angoletto per questo dipinto lo troverete sempre. Grazie, grazie tanto. ma quanto sei generoso. No, figurati. Scusate, professore, io poi volevo parlare con voi per fare un conto del mio bilancio, volevo sapere il fatto del deposito e delle 4 camere. L'appartamentino. Ecco, l'appartamentino, lo devo pagare mensilmente, non lo devo pagare, che come mi devo regalare? Oramai io ho deciso. Le 4 camere con il deposito ve lo regalo. Bravo. Veramente? Grazie. Sì, l'avevamo detto. L'ha detto. Sì. Anzi, domani stesso andiamo dal notaio, facciamo fare le pratiche, tutto a Grazie. posto. E secondo il tuo desiderio, la proprietà la intestiamo a mamma. Sì, a mamma, io non voglio niente per me. Non voglio niente per me. Lo disse lui. Ma tu sì, poi grazie. non resti solo, io ti vengo a trovare tutti i giorni, vengo a vedere se Certo. ti serve qualche No, cosa, se hai no, bisogno. ma figurati, se mi venite a trovare mi fate enorme piacere, la mia casa è sempre aperta per voi. Naturale. Quanto è bello, Ma io non resto solo. No, perché io e donna Virginia ci sposiamo. Come? Sì. Io sono rimasto che non ho capito bene, professore, che hai detto? Io e donna Virginia, ho detto, ci siamo messi d'accordo e ci sposiamo. Sposato. Sì. E voi mi dovete chiamare papà. Ma cosa? Hai capito? Chiari, mi devi chiamare papà. E tu nonno. Tu mi dovevi chiamare zio e invece mi chiamerai nonno. Come gira il mondo, vero? Anche da gira. È una ruota, E come gira? Beh, ma non mi avete fatto nemmeno gli auguri, niente. Già, gli auguri, vabbè. E non ce l'aspettavamo. Come fatti, Come fatti? Permettete, io me ne scendo, metto la giacca, me ne vado, ce ne andiamo a mangiare a Toro del Greco, ce ne andiamo a mangiare. Filù, poi se qualche volta ci vieni a trovare, quando vieni a trovare mamma, non fa parlare più a papà, hai capito? Io sono geloso. E quanta volta figlia t'ha già detto